questo, cioè lui te lo dice, adesso voi studiate, imparate, lavorate molto e conoscete delle cose. Del razzismo, della mafia, delle corruzioni, ma oggi vorrei parlare delle elezioni, delle europee. Non so se voi sapete che i rumeni comunitari hanno diritto di voto qui. Si stanno preparando, cioè la mafia non viene solo dai partiti politici ma anche da fuori, dall'estero, per andare contro il Movimento 5 Stelle. Io denuncio questa cosa. Se voi sapete la Caritas è la lavatrice dove si puliscono tanti miliardi di soldi della mafia. La Caritas detiene i nomi di tutti questi emigrati che sono venuti qui, si sono messi insieme agli partiti politici, hanno votato sempre, stanno proprio vendere i voti. Ma io vorrei parlare oggi di una cosa molto particolare, ed è quella che si sta preparando la mafia rumena. I rumeni qui in Italia hanno diritto di voto e voteranno.
la mafia rumena, mi sto riferendo all'ambasciata, consolati, i partiti politici, associazioni, le TV rumene in Italia, i partiti politici, tutte queste cose stanno preparando per andare con il PD, cioè praticamente contro il Movimento 5 Stelle. C'è una cosa schifosa, io denuncio questa cosa. Praticamente stanno manipolando la comunità rumena per andare a votare il Movimento 5 Stelle, per andare a votare il PD. Le cose succedono in questo modo, che loro non solo che pagano i comunitari, cioè, la cosa più peggiore è che il movimento ha un nemico anche da parte dalla mafia esterna. Esempio, le associazioni rumene qui, che ci sono in corso degli anni, dei 20.000, 30.000, un'associazione, praticamente dentro presenti sono 34 persone, non sono di più. Il resto i dati di identificazione ci sono scritti, e questi qua vanno a votare, cioè praticamente preparano dei bollettini di voti, perché così funziona la mafia, li stanno pagando, li preparano già. In questo modo dicono: guarda, la comunità hanno votato il PD, è una cazzata, i rumeni non vanno neanche a votare, non sanno nulla del PD o del movimento. Io voglio fermare, denuncio pubblicamente la mafia rumena di genocidio contro la comunità rumena, ed è associazione e concorso mafioso con la mafia italiana, soprattutto la mafia dello Stato italiano. Qui non è soltanto la Camorra, Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, ma c'è anche la mafia rumena, che l'ambasciata, le consolate e i partiti politici hanno già preparato tante volte le manifestazioni, le riunioni insieme ai partiti politici PD e PDL. Il Movimento 5 Stelle non è stato invitato. Stanno facendo delle cose incredibili, cioè, pensateci bene. Dire agli italiani andate a votare movimento non è una cosa sbagliata, però del momento non è importante, perché il popolo italiano non è stupido, già ha capito che il Movimento 5 Stelle è l'unica salvezza. Ma la cosa più importante è non solo questa: fermare i mafiosi, i corrotti, che vuole vendere, vuole comprare i propri voti. Grazie, forza Beppe, forza Movimento 5 Stelle. Anche noi rumeni vogliamo fare un movimento in Romania. Forza, forza Beppe! Grazie del messaggio che ci hai dato. Comunque non ci racconti niente di nuovo, siamo abituati a tutto, guarda, proprio a tutto. Alessio Marini, eccolo! Vi presento Alessio Marini, portavoce del Municipio 11, Commissione seconda Politiche educative, culturali e sportive, Commissione quinta urbanistica, Commissione sesta mobilità e ambiente. C'hai tante belle cose da dirci? Sì. Ok. Come avete sentito, il lavoro non manca. Io sono portavoce qui all'11° municipio, siamo i vostri vicini. E i vostri vicini per certi versi molesti, perché il nostro municipio è sempre stato francamente uno dei più sgangherati a Roma, e pertanto insomma abbiamo tanti problemi che poi si ripercuotono anche sul territorio dei nostri vicini. E per quanto riguarda questa sera, vorrei parlare di quello che sta succedendo nel nostro municipio, nei quartieri nel quartiere di Viale Marconi. Innanzitutto perché è quello più prossimo al vostro territorio, e secondo poi perché sta diventando lo scenario di altre speculazioni, e sarà probabilmente in un futuro prossimo ancora più congestionato. Per quelli di voi che conoscono Viale Marconi sapete benissimo quali sono le caratteristiche di quel quartiere. È un quartiere ad altissima densità abitativa, si dice addirittura il più popolato di Roma per metro quadrato, e al tempo stesso è anche uno dei più inquinati. È un quartiere che ha diverse facce. Abbiamo il boulevard centrale di Viale Marconi, che è un centro commerciale naturale, dove praticamente si concentrano tantissime attività commerciali, dove c'è una grande vivacità commerciale, ma al tempo stesso anche una difficile vivibilità dovuta all'inquinamento, al rumore, perché c'è anche l'inquinamento acustico. Non ce lo dimentichiamo, che non è meno nocivo di quello dell'aria o dell'acqua o di qualsiasi altro elemento. E è un quartiere dove poi, lasciata la strada centrale, quella ricca e viva, eccetera eccetera,
ai due lati troviamo invece una condizione assolutamente differente, fatta di vie in cui c'è il caos della viabilità, in cui gli esercizi commerciali soffrono e in cui si stanno creando delle sacche di illegalità, delle zone grigie in cui malintenzionati, diciamo così, persone poco carine del nostro quartiere si concentrano e svolgono appunto attività che certamente non sono gradite ai cittadini onesti e di buona volontà. Ora, quello che sta succedendo a Viale Marconi peggiorerà questa situazione. Perché? Perché uno dei pochi punti di raccolta, uno dei pochi punti connettivi di questo quartiere, che è Luci Cinema, che è lo stabile in cui si trova Luci Cinema, dove si trova un grande supermercato, la ASL, e dove si trova anche, si trovava, ormai possiamo dire si trovava, la Città del Gusto, sta per diventare un nuovo comprensorio abitativo, grazie al piano casa di cui tutti sapete, della Polverini, ma attenzione anche a gettare subito, diciamo, tutte le colpe sulla giunta Polverini. In realtà anche Zingaretti con le linee attuative non ci è andato liscio, non li ha minimamente fermati, per cui perché? Perché lì c'è ovviamente un grande costruttore che è Pietro Salini, che se certamente era amico del PDL della Polverini, certamente non è nemico del PD e nessuno gli va a pistare i piedi. Pertanto adesso cosa avremo lì? Avremo che questo polo connettivo, questo polo di socialità sarà sostituito da appartamenti che porteranno ulteriore popolazione in un quartiere che sta già, già congestionato. Per di più spengerà queste attività sociali in questa via, che è una via buia, particolare, che affaccia sul Lungotevere, un Lungotevere abbandonato a se stesso da secoli. E grazie. E spengerà i cittadini non avranno più una ragione per occupare le strade, per viverle e quindi di conseguenza per presidiarle. Questo è molto importante, perché in realtà noi non vogliamo vivere in uno stato di polizia dove abbiamo una volante a ogni angolo di strada. Noi vorremmo che il nostro territorio fosse vivibile in modo tale che i cittadini stessi, stando per la strada, vivendo nei negozi, lavorandoci, riescano a presidiarlo naturalmente senza che arrivare alle necessità del coprifuoco. Ecco, questo vale un po' per tutto il nostro municipio. Il nostro municipio è composto prevalentemente di periferie. Uno dei nostri obiettivi sarebbe stato e sarà quello di portare il lavoro dal centro di Roma verso le periferie, perché così ricostituiremo il tessuto sociale che nelle nostre periferie si è completamente disgregato. E qui mi allontano un po' da Viale Marconi, ma insomma avete capito. Tornando invece a Viale Marconi, stiamo in questo momento partecipando alla progettazione del Parco Papareschi. In realtà non è un parco, è un grande giardino, però se sarà realizzato come si deve sarà uno dei giardini più ampi di Roma. Purtroppo anche qui siamo a rischio speculazione, perché quell'area lì è molto ambita da costruttori e da speculatori. Tenete presente che anche in questo momento di crisi gli appartamenti in quella zona vengono venduti a oltre 4.000 euro al metro quadro, anche in un momento come questo in cui il mercato immobiliare certamente non vive un momento felice. Va bene. Rischio di farmi male con questo microfono stasera. Va bene. Allora, chiaramente noi adesso parteciperemo a questa progettazione partecipata che è stata voluta dalla giunta di sinistra con molto scetticismo, in quanto riteniamo che sia diciamo un'operazione di facciata per far credere che si richiede l'interesse dei cittadini, si rispetta l'opinione dei cittadini, ma poi a ben vedere ci sembra, anche da un'interrogazione che abbiamo presentato, che in realtà l'amministrazione del municipio e del comune sia intenzionata a far occupare circa 2/3 di questo spazio verde, che è di 2,5 ettari, da uno studentato, eccetera, eccetera, e pare che si legge tra le righe della risposta alla nostra interrogazione
che praticamente, dato che ci sono molti dubbi sul fatto che i nostri partner commerciali finanzino poi il parco in cambio ovviamente delle cubature, famose cubature che tutti vogliono, che tutti chiedono, eccetera eccetera, sembra quasi un ricatto, come dire o gli facciamo fare un po' come vogliono oppure non ci sarà parco, non ci sarà nemmeno giardino. Questo è un vecchio trucco che è valido nel nostro municipio, ma è valido in tutti i municipi. Io non conosco molto le realtà del vostro municipio, ma sicuramente posso dire che il metodo che viene normalmente usato dalla politica per realizzare i propri fini, che non coincidono generalmente con i nostri interessi, sia più o meno lo stesso in tutta Roma. Quindi su Viale Marconi questo c'è in ballo, e speriamo tra l'altro un giorno di avere anche una pista ciclabile decente. Spesso Carlo Caffarotti mi parla di Via del Cappellaccio, che è quella via che è molto vicina a casa vostra, che sta dall'altra parte del Tevere rispetto a noi, sta dal vostro lato, e dove c'è una pista ciclabile. C'è un punto che è proprio paradigmatico della situazione della nostra pista ciclabile in tutta Roma, perché praticamente la pista ciclabile passa dentro una specie di baraccopoli. Ovviamente già la pista ciclabile nostra è disastrosa, perché d'inverno viene ricoperta dalle acque del Tevere, è piena di immondizia, non è controllata, eccetera eccetera. Ma quel punto lì è sicuramente uno dei peggiori in tutta Roma, e potrebbe essere un esempio veramente per raccontare con una foto, con un'immagine, si potrebbe raccontare la storia delle nostre piste ciclabili semplicemente andando lì e prendendo appunto rubando un'immagine da quel punto. Detto questo, voglio raccontarvi, ma brevemente, perché sennò poi vi annoiate, tutto quello che è successo ecco, brava, avvertimi quando è finito il tempo, così io cedo volentieri il microfono a qualcun altro. 2 minuti, perfetto. Allora, in 2 minuti vi dirò i problemi che abbiamo avuto nel nostro municipio in questi 9 mesi. Il problema maggiore, visto dall'interno, è proprio l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione. Se non si agisce lì su quel fattore, non ci sono buone idee che tengano. Qualsiasi buona idea sarà vanificata dalla disorganizzazione, dall'assismo, dalle clientele, dagli interessi di parte, soprattutto soggettivi. Perché? Perché noi in realtà non è che andiamo a scontrarci su un campo neutro e ad armi pari con i partiti che ci hanno portato in queste condizioni. Noi andiamo a combattere un sistema che comunque è colluso, e noi ce ne siamo accorti quando abbiamo visto che falsificavano i verbali di consiglio, e abbiamo dovuto minacciarli di andare in procura, depositando anche l'atto che volevamo portare in procura. L'abbiamo depositato per conoscenza anche al municipio, e lì c'è stato uno stop. Lì abbiamo visto che effettivamente non sono così onnipotenti come credevamo, ma anche loro hanno paura comunque alla fine della giustizia. Però cosa è successo? Che i verbali che noi contestavamo alla fine non sono mai stati approvati, e stiamo ancora aspettando di approvare i verbali di ottobre, niente meno. Ho voluto fare questo esempio perché ritengo sia emblematico di ciò che abbiamo trovato. Noi pensavamo di doverci confrontare sul piano politico e organizzativo, grazie, e invece ci troviamo a fare una battaglia che va ben oltre questo, e che effettivamente dobbiamo combattere con forze impari. Questo è un problema, perché ovviamente noi affrontiamo una macchina che, anche se perde colpi, anche se è un carrozzone che perde pezzi a ogni curva, perché sappiamo tutti in che stato è ridotta la nostra pubblica amministrazione, in ogni caso è una macchina collaudata che, quando viene attaccata, subito forma la testuggine, c'è una levata di scudi immediata, e ci impedisce appunto di lavorare per tanti versi. Noi abbiamo tanti problemi, sapete che il nostro municipio è prossimo alla discarica di Malagrotta, abbiamo l'inceneritore
ospedaliero proprio nel nostro territorio, Malagrotta è nel 12°, nel municipio a fianco, però proprio al confine, pertanto l'aria e il percolato ce lo becchiamo anche noi. Abbiamo l'inceneritore ospedaliero, abbiamo la Purfina, abbiamo tanti problemi, abbiamo una quantità d'amianto spaventosa nel nostro municipio, abbiamo un elettrodotto che passa sopra scuole elementari, insomma noi abbiamo tanti problemi collegati alla salute pubblica, e finora in questi 8 mesi abbiamo cercato di incidere maggiormente su quel fatto perché ci sembrava l'emergenza più critica. Ora lascio la parola ai miei colleghi del municipio ottavo, penso vi interesserà molto di più sapere quello che loro hanno da dirvi. Io gli faccio un in bocca al lupo, so che stanno lavorando benissimo, hanno lavorato benissimo, ho letto di Tormarancia, ho letto tante cose, insomma molto attivi, molto incisivi, quindi complimenti a loro e complimenti a tutto il gruppo dell'ottavo municipio, complimenti a tutti i cittadini. Arrivederci e buona serata. Grazie Alessio, grazie delle tue testimonianze. Cittadini, qui io lo dicevo che insomma le notizie non sono belle per noi, insomma sapere che all'interno delle istituzioni non funziona nulla non è un piacere. Allora io chiamerei Valentina Vivarelli, la nostra portavoce del municipio 11, che ci illustrerà tutti i problemi che sta affrontando all'interno del nostro municipio. Ciao, grazie. Ok, nella scaletta io veramente dovevo parlare dopo Carlo. Vabbè, insieme. E quindi ho basato il mio discorso su ciò che Carlo ha detto. No, va bene, ok. Allora, il nostro primo atto in municipio. Il nostro primo atto in municipio è stata la modifica del regolamento municipale, per poter emendare anche noi, come in comune, le linee programmatiche della maggioranza. Quindi siamo partiti subito all'attacco. Però purtroppo ci siamo scontrati con dei tempi lavorativi che dire biblici è proprio riduttivo. Le commissioni vengono convocate alle 8:30 e poi se iniziano con un'ora di ritardo possiamo accendere un cero. I consiglieri che lavorano nel privato possono dedicare solo alcune ore durante il mese al municipio, perché ovviamente sono ridotti i rimborsi che il datore di lavoro percepisce. I consiglieri invece che lavorano nel pubblico possono permettersi di prendere tutti i permessi che vogliono. Questo ovviamente non è giusto, quindi noi vogliamo che tutti i consiglieri, indipendentemente dal lavoro che fanno, possano lavorare ugualmente bene all'interno delle istituzioni. Quindi abbiamo chiesto il rispetto degli orari, abbiamo scritto una lettera aperta alla direttrice del municipio e al presidente del consiglio municipale. Abbiamo chiesto che gli orari segnati nei verbali delle commissioni fossero quelli reali, gli orari reali. Vogliamo solo il rispetto delle regole e lavorare per il nostro territorio. Ci hanno risposto cercando di modificare in tutti i modi il regolamento per convocare le commissioni quando vogliono loro, commissioni che sono pubbliche e quindi voi cittadini potete partecipare, ma se non lo sapete in tempo non lo potete fare, perché vogliono riunirsi quando vogliono, come vogliono, senza l'ingombro di voi cittadini che chiamano soltanto quando sanno che non votano delle porcate. Alla vita istituzionale invece serve una programmazione che vada ben oltre il carattere della solita urgenza. Ci vediamo noi costretti a lavorare in tempi che sono restrittissimi a causa della mancanza di volontà di chi ci governa di programmare i lavori. Perché non hanno un'idea, perché aspettano indicazioni dall'alto, perché Sel vuole i voti dei senza casa e il PD quelli dei palazzinari, perché Sel sostiene l'occupazione degli spazi e il PD invece si finge contro, finché poi non arrivano i soldi che riportano l'illegalità dentro le istituzioni. Ecco, questa fretta, questa mancanza di strategia, questa approssimazione che spesso è voluta, anzi è fraudolenta, noi riusciamo a contrastarla solamente grazie al supporto di tutti i portavoce municipali con i quali ci confrontiamo e con i quali ci scambiamo anche le delibere che spesso in municipio a noi non ci fanno arrivare in tempo utile per poterle lavorare. Quindi grazie agli altri portavoce degli altri municipi e grazie ai portavoce comunali, qui con noi c'è Daniele e Marcello. Ecco, grazie a loro, perché con loro veramente noi facciamo delle battaglie comuni, non come quelli della maggioranza che qui in municipio sposano le battaglie territoriali, tanto lo sanno che poi in comune dove si giocano le vere partite i loro colleghi di partito votano completamente l'opposto.
Ma soprattutto vorrei ringraziare oggi qua gli attivisti che ci aiutano ad approfondire, a capire, a conoscere, soprattutto che vengono in municipio, vengono sempre più spesso, venite, mi raccomando, perché il municipio a volte viene un po' rilegato, non viene seguito abbastanza, invece c'è bisogno dello sforzo di tutti per mantenere il nostro fiato pesante sul loro collo, sul collo di questi equilibristi che schiacciano i bottoni per rimanere in municipio parcheggiati per sempre, oppure per fare il grande salto, andare in comune, andare in regione, oppure se schiacciano proprio tutto pure in Parlamento. Allora vi assicuro che la presenza di noi due consiglieri del Movimento 5 Stelle è bastata per cercare di costringerli a ridurre un po' la spudoratezza con la quale gestiscono la cosa pubblica. Li mette di fronte a cittadini che sono liberi di lavorare per il bene comune, li fa sentire miseri quando votano contro gli interessi del loro territorio, li obbliga a prendere coscienza dello squallore che favoriscono e che alimentano per difendere le loro clientele. Noi abbiamo chiesto un sacco di accessi agli atti, abbiamo fatto tantissimo accesso agli atti per capire come viene gestito il nostro territorio, come è stato gestito. Ebbene, da un recente accesso agli atti abbiamo scoperto che tutti i fondi dedicati alla cultura nel 2013, sono circa 15.000 euro, sono stati assegnati con deliberazioni dirigenziali, significa senza bando, così, senza passare dalla Commissione Cultura. I progetti realizzati inoltre con questi soldi si sono svolti in un'unica parte del nostro territorio, alla Garbatella, solo alla Garbatella, e tutti finalizzati alla commemorazione del passato. Abbiamo scritto all'assessore, abbiamo scritto al presidente per mettere in discussione questa prassi che veramente è lontanissima da qualsiasi idea di trasparenza. Abbiamo chiesto il coinvolgimento culturale di tutto il territorio del municipio, non solo della Garbatella. Ci hanno risposto che i soldi nel 2013 erano pochi, che li dovevano gestire sempre urgentemente. Allora, insomma, ci siamo incuriositi. Per vederci chiaro abbiamo fatto un altro accesso agli atti. A questo punto abbiamo chiesto come erano stati gestiti i fondi culturali dal 2006 al 2013. Ebbene, allora vi garantisco che questi fondi, ben più di 15.000 euro del 2013, sono stati tutti gestiti allo stesso modo, ovvero senza bando, ovvero attraverso determinazioni dirigenziali. Si parla di 98.000 euro nel 2006-2007, 130.000 euro 2007-2008, 122.000 euro nel 2009, 96.000 euro nel 2010, 55.000 euro nel 2011, 87.000 euro nel 2012. Allora capite bene che questo modus operandi ha permesso ad alcune associazioni di costruirsi un discreto curriculum, un curriculum che adesso che li costringiamo a fare i bandi possono utilizzare per partecipare a questi bandi. Bandi che poi ovviamente si guardano bene dal condividere con l'opposizione perché non li portano nelle commissioni. Noi non li abbiamo visti in Commissione Cultura, ce li siamo ritrovati stampati sul sito del municipio. Bandi che spesso sono cuciti addosso alle associazioni, ma perché? Perché le associazioni portano i voti, come lo portano i centri anziani, come li portano gli spazi che sono occupati e assistiti, come le portano tutte quelle associazioni che vanno in municipio per chiedere qualcosa e ovviamente sono disposte anche a dare qualcos'altro in cambio. Invece chi ci rimette sono le associazioni che non hanno mai avuto niente in questi anni dal municipio, associazioni che si rivolgono a noi per chiedere trasparenza e chiarezza, associazioni che si vedono sorpassate da altre che invece utilizzano mezzi diversi per arrivare a quello che ottengono, quali per esempio le occupazioni. Nonostante questo girotondo di favori, noi stiamo cercando di aiutare pure loro. Ora, un attimo per chiarirvi i rapporti conflittuali fra questa allegra maggioranza. Vi racconto dell'occupazione degli ex bagni pubblici della Garbatella, laddove c'era il mobilificio Proietti. Allora, alcune organizzazioni l'hanno occupata, organizzazioni che hanno sostenuto la campagna elettorale di esponenti della nostra maggioranza, della maggioranza in municipio. È tutto verificabile su internet, è tutta la luce del sole, perché ovviamente loro partono dalla sicurezza che nessuno può mettere in discussione la loro gestione. In municipio si era già discusso di utilizzare lo spazio degli ex bagni pubblici per fini culturali. Era stata proposta una mozione, la mozione era stata passata ad unanimità e tutto questo a novembre. A gennaio all'improvviso qualcuno occupa queste organizzazioni occupano al grido di ridiamo gli spazi ai cittadini, facciamoci una bella biblioteca. Beh, certo, chi non è a favore della costruzione di una biblioteca, solo che noi siamo venuti a scoprire che la maggioranza, completamente all'oscuro dall'opposizione, senza dirci niente, sempre senza lavorare all'interno delle commissioni competenti, aveva già avviato un percorso per realizzare una biblioteca, solo che a un certo punto qualcuno fra la maggioranza non ha saputo aspettare perché voleva metterci il cappello
appello su questa operazione di apparente giustizia sociale. Improvvisamente quindi a gennaio occupa. SEL sostiene l'occupazione, il capogruppo del PD no, ed invia una lettera al presidente Catarci con la quale comunica l'uscita del PD dalla maggioranza. Seguono le dimissioni di 3 assessori quota PD, ovvero assessore ambiente, commercio e servizi sociali. Dimissioni date guardandosi bene, che si sono guardati bene dall'accogliere, dimissioni date sapendo che non sarebbero mai state accolte, dimissioni che solo chi sta dentro può capire che rappresentano un braccio di ferro tra PD e SEL, entrambe interessate ad appropriarsi di questa iniziativa. Con la Commissione Controllo e Garanzia abbiamo dedicato un consiglio proprio a questo. Ci siamo chiesti: ma com'è possibile che vi siete sanati, che siate tornati amici dopo questa spaccatura così profonda? Beh, la domanda era abbastanza retorica e la risposta era implicita, perché dovete sapere che questa operazione ha fruttato moltissimo. Ben dopo 5 giorni di occupazione, è arrivato 1 milione di euro da parte di Lazio Disu. C'è stato un bell'accordo firmato nei locali appunto occupati, l'accordo tra Ater, municipio, comune, regione e Lazio Disu, che ha portato i frutti di questa occupazione, 1 milione di euro, quindi insomma che non è niente male per questi tempi, no? Messo proprio dal Lazio Disu, che dovrebbe essere una realtà della regione che dovrebbe occuparsi del mondo universitario, e l'accordo prevede la nascita di una biblioteca comunale. Invece adesso il municipio sta cominciando a realizzare degli incontri proprio per raccogliere da voi cittadini delle idee su cosa farci di questo spazio. Ecco, il nome biblioteca non compare più. Perché non compare più? Forse perché si sono accorti che a pochissime centinaia di metri, cioè nella zona degli ex mercati generali, deve nascere proprio una biblioteca, un'altra vicino alla Garbatella, quindi all'improvviso la biblioteca lì non si fa più. Ma non vi sembra strano? Non dovrebbe essere il contrario, che uno fa un progetto e per quel progetto prende un finanziamento, no che occupi, prendi un finanziamento e poi decidi qual è il progetto da farci. Allora le regole, la trasparenza, la legalità, il ruolo delle istituzioni che hanno bisogno di terzi che occupano per risolvere i loro problemi, per ottenere i loro obiettivi. Ma la spaccatura della maggioranza non è solo qui non si ferma, qui fintamente si ferma, perché noi la viviamo tutti i giorni e rallenta i lavori del municipio, del consiglio, delle volte li blocca. I cittadini che sono venuti e ci hanno visto in municipio, una volta si è fermato per esempio per la discussione sulla gestione del casale di via Grotta Perfetta, perché il PD, che ovviamente ha maggiore potere in comune, vuole che la gestione del casale di via Grotta Perfetta rimanga a bando comunale. SEL, che invece ha più potere in municipio, tra assessori, presidenti e appunto anche qualche associazione compiacente, ovviamente vuole istituire un tavolo municipale. Cominciano a discutere e il consiglio si blocca e non andiamo più avanti. L'altro giorno, la scorsa settimana, presentiamo una mozione molto più importante, quindi questi stanno divisi pure su cose gravissime. Presentiamo la mozione su Piazza dei Navigatori per non far costruire il terzo schifoso palazzo legato a questa convenzione di Piazza dei Navigatori. La nostra mozione viene sposata subito da SEL, il PD esce dall'aula 2 volte per non farci mai andare a votare questa mozione. Non riusciamo ad andare avanti. Allora, questo piccolo quadro delle miserie è solo, diciamo, una piccola parte di quello che noi viviamo quotidianamente. Siamo costretti a presenziare, ad esserci sempre per non far passare delle delibere, delle porcate. Noi siamo sempre lì. Però, ecco, voglio concludere dicendo che noi possiamo davvero migliorare. In questi 5 anni vigileremo, faremo tutto il possibile perché si può fare di meglio in un municipio, si può, ve lo garantisco, possiamo farlo, però dobbiamo riprenderci il municipio, il comune, la regione, lo Stato e adesso che andiamo alle europee. Cerchiamo di mandarci veramente dei cittadini liberi in queste stanze dove davvero ci sono i bottoni che decidono le vostre vite tutti i giorni, anche qua. Ti vedo molto carica, Valentina, ti hanno proprio fatto arrabbiare questa gente, lo so, io ci sono abituata, sto già nelle istituzioni, però ti capisco, guarda, tantissimo, perché quando vedi queste cose resti proprio con l'amaro. Adesso vi presento il Carletto della situazione, Commissione Commercio, Urbanistica e Politiche del Territorio e LLPP. Che è sta roba? Qualcosa che si mangia? Che spettacolo vedervi, innanzitutto per voi un po' meno perché vedete me, ma vedere da qui a voi è qualcosa di fantastico. Ci siamo riappropriati delle piazze e stiamo iniziando a riparlare di politica, cosa che
perlomeno io era da tanto tempo che non facevo, anzi forse pubblicamente non mi era mai capitato. Municipio ottavo, il municipio ottavo è di... la tua risposta è lavori pubblici. Municipio ottavo, siamo 140.000 persone, 140.000 persone, come Rimini, come Cagliari, come Salerno. 140.000 persone in una zona vicinissima a Circo Massimo, al Colosseo. Anzi, c'era Obama, oggi gli abbiamo pure mandato un tweet per dirgli se voleva venire, ma ha detto mi spiace e sto con Renzi. Vabbè, va bene così. Detto questo, il nostro municipio, tornando seri, è di 4.800 ettari dove la metà è verde. La metà è verde. Il verde qui in municipio rischia grosso, rischia grossissimo. Innanzitutto, a parte questa che è un'eccezione, il verde non è mai ben tenuto, non è mai curato, non è mai pulito. Purtroppo il verde ne soffre e soffre tantissimo. Quando in municipio abbiamo preparato delle mozioni per portare dei fondi al verde, non ci è stato permesso di fatto di discuterlo per la cattiva gestione dei lavori consiliari. Tra l'altro abbiamo discusso a novembre un bilancio preventivo a novembre per le lentezze prima di Marino e poi di Alemanno. Stessa quasi mala gestio e un po' incapacità a programmare i lavori. Dunque quei soldi al verde non sono arrivati. Ma il verde qui rischia grosso non tanto per la scarsa pulizia o per l'ordine. Il colore verde qui rischia perché gli amministratori locali, gli amministratori comunali hanno una passione per il colore grigio. Colore grigio, la tonalità è il cemento. Colore grigio cemento è una cosa che quest'anno, anzi negli ultimi anni, tira tantissimo. Qui la partita sarà grossa, sul cemento sarà enorme la partita. Tenete presente che una parte di questa partita già si è giocata prima, nei precedenti anni, quando gli occhi dei 5 Stelle non c'erano. Oggi la partita si gioca e siamo delle sentinelle, stanno cambiando un po' di cose. La partita qui dietro si chiama Mercati Generali. Mercati Generali. Più di là, Piazza dei Navigatori, poi vedremo qualcosa. Abbiamo l'altra faccia di Piazza dei Navigatori, via Costantino, dove c'è quell'albergo fantastico che vi ricorda ogni giorno chi va governato, come e con quali risultati. Abbiamo inoltre la partita dell'ex Fiera di Roma che si mischia con un po' di finanza perché è tutta in funzione della società partecipata Investimenti SPA e dai suoi destini. E poi non ultimo, come non dirlo, la partita si chiama I60, Grotta Perfetta, Tormarancia. Ora ci torniamo subito sopra. Poi ci sono partite minori come Cava Pace, altri piccoli interventi dove quando un provvedimento veniva da Alemanno, qui la giunta che si definisce di sinistra ha rigettato. Ora che lo stesso provvedimento, gli stessi metri cubi, lo stesso quantità di cemento è proposta da Marino, uguale, qui la giunta il consiglio, il municipio lo approva, va bene così e si va avanti, come a dimostrare ancora una volta che destra e sinistra alla fine sono quasi uguali. La qualità umana, lo spessore è pressoché identico e queste cose sono nate prima sotto la giunta Veltroni, continuate sotto Alemanno, la cui differenza tutto sommato è solo negli occhiali, poco più. L'unica cosa che adesso ci rimane da fare è mandarli tutti a casa, tutti a casa. Ci definiscono sempre come ostruzionisti, siamo contro, non facciamo niente. Questa è la disinformazione che passa. Beh, in municipio abbiamo fatto passare 16 mozioni, abbiamo scritto 2 richieste di parere, 7 accessi agli atti, 2 tra delibere e risoluzioni, 6 interrogazioni, 14 tra lettere di proposta, contestazione e solleciti, un esposto, denuncia e 15 emendamenti. Quindi quando vi dicono che noi non facciamo niente o che siamo solo contro, vi dichiarano il falso e sanno di dichiarare il falso e lo fanno apposta per disinformare, come disinformano TV e come disinformano i giornali. Non c'è niente da fare. Questo è contro cosa dobbiamo remare. Noi cittadini 5 Stelle vogliamo solo il rispetto delle regole. Tante volte le regole vengono violate, spessissimo. Vogliamo che l'urbanizzazione sia qualcosa con cui noi immaginiamo come deve crescere questa città e non una violenza, perché queste sono tutte violenze sul territorio.
Il territorio subisce continuamente violenze. Tormarancia l'avete sentito, l'avete seguito, un parco regionale vincolato dove pensavano di fare i lavori in un certo modo, è arrivata forestale, magistratura, bloccato il cantiere. Ma perché? Perché le cose le pensano male. Violenze sul territorio, i 60, il fosso delle Tre Fontane che è stato tombato, da chi? Il fosso era vincolato, hanno progettato sopra cose che non possono essere realizzate, anche lì altro giro, altra corsa, altra violenza. Queste cose escono fuori adesso, ma dovevano uscire fuori molto prima, molto prima. Riguardo a Piazza dei Navigatori, prima di dirvi una cosa, vorrei che partisse un servizio che hanno fatto i ragazzi, bellissimo, Piazza dei Navigatori, dove vi fa vedere una costruzione, delle costruzioni che vogliono fare, quante violazioni e quante anomalie ci sono. È pronto? Beh, Piazza dei Navigatori, poi c'è Marcello De Vito, ci racconterà che cosa è emerso anche all'interno della Commissione Controllo e Garanzia. Vi dico di ogni cosa, ma vediamo un attimo questo servizio che è fantastico. Piazza dei Navigatori, questione intricata e complessa, impossibile da riassumere in pochi secondi. Proviamo a tracciarne i punti chiave a partire dalla mancata realizzazione delle opere pubbliche pattuite nella Convenzione del 2004. Asilo, sottopasso, pedonalizzazione, passerella. Di tutto ciò non si è visto nemmeno il progetto, se non a parole. Nessuno ha vigilato? Oltre le opere pubbliche, altra questione scottante, quella delle proprietà di alcune porzioni di area. Abbiamo anche rinvenuto una documentazione specifica sul fatto che ci fossero delle irregolarità all'interno della Convenzione, in particolare che in alcune aree 2 particelle catastali, tra l'altro 2 delle particelle catastali su cui dovrebbe sorgere il terzo palazzo, alcune di quelle particelle erano in difetto di proprietà, ovvero non appartenevano a agli imprenditori che hanno fatto l'operazione. Il Comune vorrebbe dunque risolvere incassando l'equivalente del costo delle opere pubbliche regolate dalla Convenzione. Ma riscuotere da una società in via fallimentare come Acqua Marcia di Caltagirone Bellavista non sembra una grande idea. Altra nota dolente riguarda gli attuali inquilini di uno degli edifici costruiti, in quanto l'agibilità venne revocata dal Consiglio di Stato nel 2012. La risposta della politica intanto non arriva. Il Consiglio dell'Ottavo, che dovrebbe appoggiare l'assessore all'urbanistica Miglio nella sua approfondita indagine, tarda a discutere l'argomento, nascondendosi dietro la mancanza del numero legale. Peccato però che nelle ultime 2 occasioni il tetto non si sia raggiunto proprio a causa della maggioranza. Ci sentiamo di voler tutelare questo tipo di discussione particolarmente delicata con la presenza del più possibile di consiglieri e di gruppi. I vari consiglieri, anche dei nostri consiglieri, non sono potuti venire, una per motivi lavorativi, un'altra a casa con l'influenza. Quando c'eravamo tutti sono andati ed hanno impedito la discussione. Adesso che potevamo discuterne, malgrado non fossimo tutti, se ne vanno perché non siamo tutti. Insomma, come dire, spero che prima o poi ne potremo discutere indipendentemente dalla valutazione del PD, se siamo pochi o molti. Palazzinari re di Roma, burocrazia pachidermica, politica sterile, questi gli agenti che avvelenano ormai da troppi anni i polmoni stanchi di una città allo stremo culturale, economico ed umano. Piazza dei Navigatori chiese aiuto, ma nessuno rispose. Ok, questa è un'altra delle cose, poi Marcello vi riferirà su questo, taglio io così a corcio. Il 60, che dire, più o meno lo sapete tutti, lo conoscete tutti, io anzi ringrazio i comitati dei cittadini, grandi, grandissimi, se non fosse per loro lì non sarebbe quasi uscito nulla. Sui mercati generali vado velocissimo, lì ci stanno degli spazi dedicati alla cultura di cui i consorzi hanno chiesto una riduzione perché le cose di interesse pubblico interessano un po' poco e ci hanno chiesto adesso di farci una casa dello studente penalizzando ancora gli spazi culturali in cui ci sta un cinema multisala, che il cinema è cultura ma il multisala è comunque azienda, quindi vorrei capire come vogliamo utilizzare la parola cultura. E poi c'è ancora l'ennesimo centro anziani. I bambini qui non esistono, il centro anziani, c'è sempre posto per un centro anziani, anche perché mi hanno riferito che i bambini non votano e gli anziani invece sì. Credo che questa sia la differenza. Chiudo, vado verso la chiusura dicendo: qui dietro c'è un cantiere
stavano costruendo dentro al Tevere, non è uno scherzo, non proprio nell'acqua, ma poco più in là. 2 cittadini che stanno lì dietro, li ho visti, mi hanno detto: ma che è quel cantiere lì? E ho detto: vediamoci, vediamo. Hanno fatto loro un'interrogazione, loro hanno prodotto un atto che è entrato in consiglio e che ha messo in evidenza lo stato di quel cantiere. Sequestro penale, le conseguenze, quindi le cose sono emerse immediatamente. Ecco, quell'esempio è che cosa è il Movimento 5 Stelle, partecipazione di tutti, scriviamo tutti gli atti, entriamo in consiglio, perché questo è l'unico modo con cui possiamo cambiare le cose. Dobbiamo attivarci, dobbiamo riprenderci questo municipio, poi dobbiamo cambiare in comune, in Europa prossimamente, ma la scala è questa, il processo non può che essere questo. Infine concludo dicendo una cosa molto breve. Valentina c'è passata, io e Valentina entriamo lì dentro e siamo gli unici che ci sentiamo liberi, se passa una schifezza la guardiamo e dice: questa fa schifo, non la votiamo, non è una cosa da votare. Siamo 2 persone libere lì dentro. Gli altri sono degli schiacciabottone condizionati, mi sembrano. Assolutamente, prendono e votano decisioni che hanno preso altrove. Questa è la verità. In questa legislatura siamo sentinelle, questo è il nostro ruolo, ma la prossima no. Aggiungo solo un dettaglio: ha ragione Beppe, sono convinto che abbia ragione Beppe. Tanto alla fine, prima o poi, vinciamo noi, ragazzi. Grazie Carlo, grazie, le parole tue sono proprio scioccanti. Signori, vi presento Carla Ruocco, la nostra grande portavoce, vicepresidente della Commissione Finanze, una donna tosta, e poi non è a caso è napoletana, per cui sappiamo i napoletani che ci tengono. Come il Vesuvio, ogni tanto esplodo in aula, nessuno se ne accorge, nessuno se l'aspetta, perché poi un po' come il Vesuvio sta lì buono, poi mi fanno incazzare, da un momento all'altro non si capisce più niente, veramente perdo completamente le staffe, perché io un po' il sospetto ce l'avevo di essere intollerante all'ipocrisia, però proprio da quando sono in Parlamento ho visto il mio grado di intolleranza, a che livelli può arrivare, perché ragazzi veramente è dura certe volte, ore ed ore, vedere lì gente che porta avanti, che regge un sistema di potere che ci avvelena, che ha tolto il futuro ai nostri figli. Io qui ho un bimbo, anzi se qualcuno mi dà un'occhiata, e francamente eccolo qui. Mi sono messa in gioco perché ho pensato, ho capito che lui non avrebbe avuto più le possibilità che abbiamo avuto noi. Oggi essere una persona onesta significa avere la vita impossibile in Italia, e questo non è tollerabile. Basta! Io voglio che nel mio paese la gente onesta viva bene. E questa è la vera differenza che ci deve segnare la linea di demarcazione tra la gente che non è onesta, che approfitta dei propri diritti, che prevarica gli altri, e le persone che ogni giorno cercano veramente di tirare la carretta e di portare avanti onestamente la giornata secondo principi e valori. Il Movimento 5 Stelle finalmente ha portato dentro le istituzioni gente piena di passione, che al futuro ci crede. E noi ci vogliamo credere e ci crediamo, perché oltretutto adesso che tocchiamo con mano quello che succede, che praticamente mentre noi siamo lì dentro, io spero che i nostri messaggi arrivino fin fuori, perché lì dentro sembra di stare veramente in un bunker antiatomico. Quindi tu senti praticamente questa gente, questi mass media che dicono che Renzi vuole ridurre le spese militari, e contemporaneamente in aula si vota un provvedimento che impiega altri 500 milioni di euro di spese militari lo stesso giorno, lo stesso minuto. È una cosa scandalosa. Dicono che
stanno diminuendo la pressione fiscale perché magari viene detto che vengono regalati 80 euro in busta paga e tu contemporaneamente sei costretto a vedere in aula l'aumento dell'aliquota della Tasi e nessuno lo dice. Le attività commerciali che avranno un'altra mazzata sulla Tasi di un altro miliardo di euro. E loro dicono contemporaneamente di stare dalla parte delle piccole e medie imprese e volere di nuovo sollevare il paese. Tu vedi delle banche che sono dei veri centri di potere che come dei burattinai decidono, stabiliscono tutto quello che nel Parlamento debba essere fatto. Queste persone non sanno che cosa votano. Io non lo so se loro a volte si rendono conto del danno che stanno facendo ai loro figli. Io penso che ormai siano accecati, siano veramente lontani dalla realtà, perché regalare 7 miliardi e mezzo, ragazzi, ma noi siamo ormai abituati a fare i conti in euro. Ma voi vi ricordate quando c'era la lira? Che cosa erano 7 miliardi e mezzo di euro in lire? Li hanno regalati con un colpo di spugna, con un decreto legge, ci hanno preso a schiaffi in aula. E siamo stati costretti ad assistere all'ipocrisia di una Presidente della Camera, la quale ha fatto dimettere Franco Battiato un paio di settimane prima perché aveva detto una frase per quanto infelice, ha preteso le dimissioni sdegnata perché le frasi sono sessiste, sono maschiliste, e dopodiché in aula viene selvaggiamente picchiata una nostra collega che sta difendendo il futuro dei propri figli e il questore che l'ha picchiata è ancora lì. Ma noi possiamo assistere a questo inermi? Ma noi possiamo continuare a pagare le tasse e i danni che questa gente fa? Continuano a spartirsi, vai sotto là perché tu ti prendi una cosa. Vedete io come devo pensare a più cose contemporaneamente? Ho detto vai là. Continuano a spartirsi. No, io devo stare qua perché sono più illuminato. Aspetta, tu mettiti là. No, Giorgio, devo stare là per favore. No, perché non mi vedono e poi mi trovo meglio qua. Scusate, noi siamo molto caserecci. Continuano a spartirsi poltrone, continuano ad avere stipendi da capogiro, centinaia di migliaia di euro l'anno per gente che sta lì messa, che ha il solo compito, il solo ruolo di mantenere in piedi questo sistema marcio. E noi siamo gli unici che siamo, come diceva qualcuno appunto prima di me, noi siamo liberi, ragazzi, e steniamoci stretti la nostra libertà, la libertà di poter prendere un testo di legge, di analizzarlo e senza neanche vedere chi lo ha presentato, perché a noi non interessa. Noi vediamo il contenuto, noi vediamo se quel testo di legge ci dà la garanzia di fare del bene alle nostre vite, alla nostra salute, al nostro futuro, al nostro benessere, e sulla base di quello giudichiamo. Ed è la più grande libertà, ed è la più grande ricchezza. Non vale nulla, non valgono barche a mare, non valgono ville, nulla vale la libertà di poter esprimere il proprio pensiero in maniera onesta. E io questo lo voglio garantire anche ai miei figli, come i miei genitori hanno potuto garantirlo onestamente a me. Ciao, vinciamo noi! Sempre vinciamo noi, sei stata grande come al solito, e poi il fatto di vedere il bimbo, guarda, è la cosa più bella di questo mondo, non ti preoccupare, sta dietro, sta qui, non l'abbiamo, anzi vedi, si sta mettendo proprio in attività, già capito, vedi che serve una... Già è attivista! Allora, vi presento invece Daniele Frongia, presidente della Commissione Speciale per la Riforma e la Razionalizzazione delle Spese dell'Amministrazione, Commissione Speciale Politiche Comunitarie, e ci avrà un po' da aiutarci a capire quello che succede. Commissione Capitolina Permanente sul Patrimonio, che non vi dico a Roma che cos'è, Commissione Capitolina Permanente Personale, Statuto e Sport, Commissione Capitolina Ottava Urbanistica, che è un'altra cosa. E invece Marcello De Vito, Commissione Capitolina Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Turismo, Moda, Relazioni Internazionali,
Cioè, vi rendete conto sti poverini che sono solo 2 e devono fare tutto sto lavoro? E fategli un applauso a questi ragazzi! Capogruppo. Vicepresidente Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza, tutti questi, insomma, questi titoli nobiliari che ti hanno dato, vi lascio a loro. Grazie, ciao a tutti, nonostante la pioggia, nonostante Obama, ce l'abbiamo fatta, abbiamo già vinto che siamo così tanti sotto la pioggia. Ciao Carla. Allora vi portiamo un po' di notizie buone, tutte buone notizie. Ci sono i soldi, abbiamo scoperto questo dopo 9 mesi. Vietato dire non ci sono i soldi. Ci sono problemi con le buche, col verde, con il lavoro? Ci dicono non ci sono i soldi. Non è vero. Li abbiamo seguiti, li abbiamo trovati, abbiamo i documenti. I soldi ci sono. Parliamo di cifre superiori al 1 miliardo di euro. Noi con Marcello, con Enrico, con Virginia e con tutti i municipali li abbiamo tirati fuori. Sono tutti gli sprechi che fa il nostro comune e i nostri municipi. Vi portiamo dei casi reali. Questo non è il discorso, è solo una piccola lista di sprechi che ci sono. Questi non sono tanti, sono solo 400-500 milioni di euro. Poca roba, ci possiamo permettere di perderli. Vi dico quali sono. Allora, evasione ai mezzi pubblici. Le ultime stime si parla di almeno 60 milioni di euro che perdiamo ogni anno perché non controlliamo chi paga e chi non paga. Gli stipendi nelle aziende. Un'ora fa l'abbiamo depositato un'interrogazione con tanti di nomi e di cognomi di manager nelle aziende come AMA, ATAC, eccetera, che non hanno alcun curriculum e guadagnano 98.000 euro l'anno. 98.000. Questi li paghiamo noi fino ad oggi, perché noi abbiamo chiesto le dimissioni di queste persone. Gli affitti del comune, abbiamo tantissime case del comune, migliaia, abbiamo scoperto che anche al centro storico ci sono delle bellissime case che affittiamo a delle persone che però non sono abbienti, cioè sono ricche, hanno i soldi e determinano loro l'affitto. Pagano 80 euro al mese, pensate. Pensate che bello se ognuno di noi decidesse l'affitto da pagare. Io sto a Via del Corso, voglio pagare 80 euro al mese e da anni sta lì. Ma quando li mandiamo via questi signori? Quando li mandiamo via? E poi ci dicono i tagli e poi ci dicono non ci sono soldi. E ancora un esempio, questo lo stiamo curando bene in queste ultime settimane. Capannelle, un ippodromo e un'area da 173 ettari. 173 ettari, la più grande d'Europa. Noi, è nostra. E di noi tutti, la regaliamo a 5.000 euro al mese. 5.000 euro, come una rosticceria a Via Tuscolana. Non è mai successo prima. Infatti stiamo andando dalla Corte dei Conti perché deve bussare alla porta di Veltroni, di Alemanno e adesso di Marino, che continuano in questo sperpero. Tutti i soldi, più di 10 milioni di euro, che devono essere nelle nostre tasche. Poi concludo sugli sprechi, ci sta molto a cuore questa e tra l'altro l'articolo ha avuto 60.000 visualizzazioni, forse Fuxas, il nostro grande architetto, poco fa, qua vicino, ha fatto la nuvola, l'uomo della nuvola, siamo andati a vederla dentro come la nuvola. Ha progettato un auditorium in mezzo al cemento che si doveva magicamente autosostenere dentro questa teca. Poi mentre la costruivano hanno detto, oddio, forse non si regge da sola, bisogna costruire intorno una gabbia di acciaio. Quindi la leggerezza della nuvola è uccisa da tonnellate e tonnellate di acciaio e i costi non costa più 175 milioni, ne costa il doppio, ma soprattutto non è pronta. Quando sarà pronta mancano 70, forse 100-150 milioni di euro, però una certezza ce l'abbiamo. Fuxas si è preso 19 milioni di euro. Allora le abbiamo chiesto, ma scusi Fuxas, ma per cosa? Non saranno un po' troppi? E lui ci ha risposto solo a noi, è stato bravo. Non sono troppi perché pensate, ho dovuto pagare le tasse su questi 20 milioni di euro. Ha capito? 10 milioni di euro in tasse e poi dice ho dovuto pagare i dipendenti, altri 5 milioni di euro. Quindi gli sono rimasti, pensate, poverino, solo 5 milioni di euro. E noi adesso gli richiediamo i soldi indietro. L'abbiamo già fatto. Ma nessuno ci ha pensato prima di queste genialate di Veltroni. Grazie Veltroni, perché dovunque troviamo queste cose c'è sempre lui di mezzo.
12 miliardi e 3 di debito ci ha lasciato Veltroni. Concludo con, dico, noi abbiamo fatto, ma noi chi siamo? Ma non solo io e Marcello e noi 4 e noi 29. È grazie alla partecipazione che scopriamo queste cose. È grazie a queste cose che se andiamo nelle commissioni, in aula e a fare i blitz non ci sparano. Perché ci siete voi. Ci sono cittadini che ci accompagnano, si può partecipare. Prima mi chiedeva una signora, ma io non so accendere il computer. È uguale, venite nelle commissioni, nelle aule, soprattutto dai municipali che sono più esposti, stanno tutti i giorni in mezzo a una vasca di squali. Partecipate, partecipate, partecipate e a questi li distruggiamo, vinciamo noi! Sì, a quanto pare, intanto ciao a tutti, qua di nuvola al momento abbiamo solo questa che ci ha mandato il PD stasera e grazie a tutti per essere venuti. Ma io vi voglio raccontare quello che è successo negli ultimi giorni perché davvero è sintomatico di quello che viviamo in Consiglio e di cosa sono queste persone. Vi racconto dell'ultima proposta di delibera che è passata in Consiglio e che chiaramente i giornali non hanno riportato. Si trattava di una proposta di delibera per approvare la gara per la concessione della distribuzione del gas nei paesi vicino Roma. Gara che per vari motivi deve fare il Comune di Roma per conto di questi comuni. Questa proposta passa in Commissione Lavori Pubblici qualche giorno fa. E poi nella capigruppo stranamente mi rendo conto, ormai diciamo standoci un po' capisco come funzionano le cose, che la calendarizzano subito in Consiglio e si dicono beh questa è quella lì, dobbiamo adeguarci alla legge, bofonchiano qualcosa fra di loro, no? E mi rendo conto che la cosa mi suona strana perché generalmente le proposte di delibera vanno in Consiglio un bel po' di tempo dopo che sono passate e che hanno avuto il parere favorevole della Commissione. Insomma, ci mettiamo lì anche con i nostri collaboratori e diciamo su questa proposta di delibera dobbiamo trovare qualcosa. Soltanto non troviamo niente, ci studiamo le norme al volo all'ultimo giorno così tra una commissione e l'altra con tutte le cose che dobbiamo fare. Alla fine con una nostra collaboratrice molto brava che ci ha consigliato Salvatore Romeo, che è qui, tira fuori una questione pregiudiziale, la scadenza di un termine. La scadenza di un termine per cui rischiava di non esserci più la competenza del comune, ma della regione. Facciamo una questione pregiudiziale che inviamo via fax alle 15:55, cioè 5 minuti prima che scadesse il termine, quindi delle 16 che iniziasse il Consiglio. Arriviamo in Consiglio, il panico su questa cosa. E c'erano tutti gli uffici che ci dicevano no ma come mai, insomma noi gliela motiviamo, spieghiamo perché era scaduto questo termine. Morale della favola, il PD prima accantona la delibera e poi fanno un discorso in cui ci attaccano, non vi dico con quale odio, in tutte le maniere. Ci hanno detto che noi facciamo i primi della classe, non era ovviamente noi non volevamo in alcun modo fare i primi della classe ma evitare che si facessero porcate. Ci dicono che non eravamo presenti in quella commissione, invece io in quella commissione c'ero. Ci hanno detto che noi non presenziamo nelle commissioni, cosa assolutamente falsa. Il problema è che le commissioni, e noi come ha già detto Monica, noi abbiamo 5 commissioni a testa, le commissioni vengono convocate in contemporanea. Noi abbiamo fatto anche esposto al prefetto depositando i verbali, abbiamo fatto mozioni di ogni tipo perché le commissioni avvengano in un unico luogo, perché non avvengano in contemporanea e via discorrendo. Ovviamente loro tutte queste cose le tengono nel cassetto e non le votano. Morale della favola, hanno accantonato questa proposta di delibera e il giorno dopo ci hanno anche detto che questa proposta di delibera non verrà fatta né oggi né mai perché su un'analoga gara l'autorità di vigilanza ha fatto una multa per abuso di posizione dominante ad Italgas di 5 milioni di euro. Questo solo per dirvi che cosa può fare un'opposizione vera in Consiglio Comunale con 2 giorni di lavoro, con 2 giorni di studio, un'opposizione vera che in questo Consiglio Comunale, come in tutte le altre istituzioni, non c'è mai stata. Vi racconto un'altra cosa. Prima Daniele parlava della revisione degli sprechi, cosa su cui ci stiamo veramente battendo. Veramente si possono risparmiare un sacco di soldi. In questo bilancio si può risparmiare anche 1 miliardo di euro, un bilancio da 6 miliardi e mezzo, in cui 6 miliardi sono per spese correnti, cioè per far funzionare una macchina, una cosa veramente assurda. In questo bilancio, in questo Consiglio che era devoluto appunto alla
al Salva Roma, noi ci presentiamo con la nostra mozione, una mozione veramente perfetta in cui abbiamo attaccato tutti gli sprechi del Comune di Roma, appunto dai dirigenti, dalle società municipalizzate, dai criteri di attribuzione dei bonus, dalle modalità di recupero dell'evasione di ATAC, che è un'evasione altissima perché ATAC incassa soltanto 280 milioni di biglietteria e si stima che abbia 1 miliardo di passeggeri, quindi abbiamo chiesto di mettere già con una precedente mozione passata una parte dei tanti amministrativi messi da Alemanno a fare i controlli sui mezzi, che alzassero il sedere dalle scrivanie su cui sono stati messi. Abbiamo chiesto di rivedere tutte le concessioni, i camion bar che pagano 1.000 euro all'anno e incassano 5.000 euro al giorno, tutte queste sacche di privilegio che non sono mai state toccate dalla politica, perché la politica ha vissuto con queste sacche di privilegio, gli impianti sportivi dati a 4 euro al mese, canone di concessione, tutte cose che non sono mai state dette ai cittadini e che i cittadini oggi, stando là dentro, vedono. Gli immobili in centro che oggi si vendono e che sono stati dati in locazione a prezzi ridicoli, a 200 euro al mese, immobili in centro. Quindi abbiamo fatto veramente una mozione per andare a rivedere queste cose. Sapete il motivo, qual è stato il motivo per cui ce l'hanno bocciata? Così ci ha detto cosiddetto onorevole Nanni, perché Daniele aveva pubblicato il giorno prima su Facebook il verbale delle persone che erano presenti e soprattutto dei non presenti, tutti loro, nella commissione che lui aveva fatto. Quindi per vendetta ci hanno votato contro su questo. Questo vi fa capire quanto diamo fastidio a questa gente, quanto gli diamo fastidio e quanto ci odiano, ci disprezzano veramente. Come ha detto Carlo poco fa, per questa consigliatura ci accontenteremo di essere anche, è reciproco, esatto, ci accontenteremo di essere una vedetta, di crescere, di fare la nostra esperienza. Stiamo facendo veramente una grandissima esperienza, abbiamo prodotto un mare di atti. Dice bene Carlo quando ha detto: quando dicono che noi non facciamo proposte è falso. Ad oggi abbiamo fatto passare circa 40 mozioni in tutti i settori, molte anche su ATAC, vedo qui ci sono dei dipendenti di ATAC. Abbiamo fatto passare la mozione su ATAC per ridurre il numero dei dirigenti, per ridurre i criteri di attribuzione delle una tantum, tutti questi regali fatti dalla politica per far aumentare i controlli sui mezzi. Ovviamente di questo voi non troverete traccia sui giornali, che ci ignorano. L'importante però è questo: noi siamo lì, gli diamo fastidio, denunciamo tutto, denunciamo tutte le porcate che fanno e stiamo crescendo. Quello che chiediamo a voi non è tanto il voto. Quello che voi potete fare per la prima volta con questo movimento è partecipare. Quindi partecipate, portate le vostre istanze, il vostro lavoro, informatevi e portate la vostra esperienza nei tavoli di lavoro, perché noi poi, sfruttando la vostra esperienza, noi siamo dei cittadini normali, molte cose non le sapevamo, tante cose le stiamo studiando le varie materie, però ci servono le persone che siano esperte nelle materie, quindi date il vostro apporto e noi porteremo come semplici portavoce le vostre istanze, le vostre proposte nelle istituzioni. Stiamo andando forte, siamo una marea, stiamo crescendo e vinciamo noi! Grazie. Ragazzi, grazie mille, siete come al solito splendidi. La vostra attività per noi è proprio... è un qualcosa I needs. Questi ragazzi proprio dobbiamo veramente ringraziarli, perché sono pochi e si fanno il culo proprio come rispetto a quegli altri che come al solito prendono una marea di soldi e non fanno nulla. Io vi voglio presentare la grande... Ma la conoscete questa donna? Allora... io vi dico solo che l'ho conosciuta proprio all'inizio, abbiamo fatto una pizza insieme proprio in questo quartiere ed era proprio, ma non lo so, io ero molto titubante se candidarmi, non so se sono all'altezza. Signori, questa donna ha cacciato il meglio di sé e voi lo sapete. Veramente io sono stata orgogliosa di avere questa portavoce nel Parlamento. Grazie. Grazie.
comunque ce la tirano, cioè non ci vanno sta che siamo una cifra, che riusciamo a riempire le piazze, che non viene nemmeno Grillo e voi state qui, ascoltate, partecipate, e che siamo una comunità, e che quando che vinciamo noi, è vero. E sapete, no, sapete su che cosa riflettevo l'altra volta? Su una cosa che succede solamente con il Movimento 5 Stelle. Non piove di meno, ma io là sotto cioè mi sembra la Madonna sotto datemi un ombrello, vi prego, non mi sa dice per niente, ecco. No, va benissimo così. Pensavo a parte, vabbè, la differenza che c'è tra noi e loro è palese, quindi inutile starla a rimarcare, ma la differenza che c'è tra chi vota gli altri partiti e chi sceglie di fare un percorso col Movimento 5 Stelle. È vero, nessuno di voi, nessuno di noi si muove per dare un voto, quello è importantissimo, ma perché lo sperimentiamo dentro, che finalmente contiamo qualcosa quando andiamo a votare, perché il diritto al voto ce l'abbiamo sempre avuto, purtroppo non contava niente, tu potevi votare quello che ti pareva, ti sentivi una campagna elettorale di un certo tipo, andavi a dare il voto e il giorno dopo scoprivi che in realtà stavano facendo l'esatto contrario. La cosa meravigliosa che accade con il Movimento 5 Stelle è che quando ti incontri ti riconosci, sai che davanti hai una persona che se sta facendo questo percorso lo fa perché dentro lo muove la voglia di cambiamento, è una persona che si è ribellata al sistema, è una persona che quando tu la incontri ti fidi. Signori, io, cioè, vi giuro, in un mondo dove non ti fidi, Te sei impazzito? Guarda, ancora non l'hanno legalizzate le droghe, quindi facci il favore, ci metti solo in mezzo ai guai, faccia la gentilezza, già ce ne avevamo tanti dei nostri che si andavamo a cercare. Veramente, in un mondo dove non ci si fida di niente e di nessuno, tu quando sei in un contesto come quello del Movimento 5 Stelle sai che della persona che è vicino ti fidi, e se questa non la chiamano rivoluzione, io non lo so come la vogliamo chiamare, anche perché dall'altra parte c'è una guerra, e loro, signori, questa guerra la sanno fare e hanno tutti gli strumenti per poterla fare, partendo da quelli mediatici, e c'è una guerra a togliere la sovranità al popolo. Guardate, io questi giorni sta accadendo di tutto, in particolare stanno cercando di fare queste modifiche strutturali del nostro paese, no? Allora aboliamo il Senato, però attenzione, aboliscono il Senato ma inseriscono la Camera delle Autonomie. Aboliamo le province, però attenzione, levano le province e mettono le città metropolitane. Allora noi avevamo la Camera dei Deputati e il Senato, le regioni, le province e i comuni, ok? Adesso avremo la Camera dei Deputati, la Camera delle Autonomie, le regioni, le città metropolitane e i comuni. Che cambia? No, però ha cambiato una cosa fondamentale. Prima noi eleggevamo, cioè andavamo lì e votavamo per Camera dei Deputati, Senato, regioni, province e comuni. Adesso, signori, voteremo per la Camera dei Deputati. Questo sembra un brutto gesto, ma non lo è, perché questi altri due secondo me è un'altra cosa. Per la regione e per il comune. Questi altri due enti, che comunque ci saranno e ci governeranno, se li eleggono da soli. Verranno eletti dai vari rappresentanti territoriali o regionali o comunali o provinciali o quello che gli pare. Hanno detto che hanno abolito le province, hanno aumentato di 31.000 unità i consiglieri comunali. Perché? Perché serviranno per votare questi altri due organi che saranno esclusivamente rappresentativi degli attuali partiti, perché noi abbiamo fatto il botto così grande che siamo saliti troppo in alto, non abbiamo più il territorio. Allora questi che cosa fanno? Invece di far votare il popolo, se votano tra di loro. Non ce li togliamo più di torno. Cioè voi dovete fare attenzione, perché qui ci stanno fottendo la democrazia. Io mi rendo conto che questi non sono i discorsi che fanno audience, che la gente ti fa l'applauso, ma io me ne sbatto. Il cittadino deve essere un cittadino informato, e non vi informano di niente. Vi dicono una manica di stronzate.
tutto quello che sta raccontando Renzi non esiste, non ci sono le coperture, o se ci sono già sono impegnate, perché la legge di stabilità, quella che ha spartito i soldi che c'aveva quest'Italia, è stata fatta a dicembre. Renzi lo sa. Renzi si sta facendo la campagna elettorale come se l'è fatta Berlusconi. Berlusconi levava l'IMU, questo ci ha dato 80 euro. Ci stanno pagando, stanno comprando i voti. Io lo chiamo compravendita. Tu non mi puoi da 80 voti e me li metti in busta paga il 27 maggio, cioè 2 giorni dopo che devo andare a votare. Ma quanto ci avete voglia di farvi, e vi dico di farvi perché, signori, se io sto qua è perché ho deciso di fare un'altra scelta, di farci prendere per il culo. Quanto ancora glielo permetteremo? Perché se alle europee ci sarà ancora 9 milioni di persone che voteranno PD, il PDL non ci sta più, non so che se voteranno quell'altri, perché che cosa gli è rimasto? Forza Italia e NCD non esistono, che cosa sono? Quell'altro finalmente gli avevamo dato 4 anni prima, 2 anni di interdizione ai pubblici uffici, abbiamo buttato de fuori, se lo fanno risorgere un'altra volta, cioè veramente, che ne so, la leggenda di Tutankhamen avevamo ricreato proprio, una cosa assurda. Questo è lo stato dei fatti. Allora io non dico tanto, perché voi lo sapete, noi abbiamo 2 mandati e poi a casa. Una volta che abbiamo portato a casa una missione, lasciamo il posto a chi come voi oggi sta qua, perché io in questo stesso parco, l'8 settembre del 2008, il 9, che cos'era? 2007, Lombardi, grazie. Ben trovata. È un piacere vederla, deputato. Che guarda che ci tocca fare nella vita, Lombardi. Sì, perché io lo trovo assurdo. Dovrebbe esserci una stampa, una televisione che dice queste cose, che quando dicono hanno tolto le province, dice sì, però vanno regalato 31.000 nuovi consiglieri comunali che non hanno levato un soldo, in realtà spese invariate. E che vuol dire? Dovevamo risparmiare. Tagliavamo le province per non avere soldi. Non mi dia spese invariate, dimmi a spese ridotte. No, a spese invariate. Che significherà? Che quei soldi comunque a qualcuno gli dovranno dare. Allora, 24 maggio, le europee. Io non vi sto a parlare d'Europa perché sennò vi deprimo troppo. Quindi ci è bastato parlare d'Italia e già penso che non ne usciamo messi bene. Ma il 24 maggio c'è un'occasione anche per, non solo per andare in Europa e cambiare le cose in maniera strutturale, ma anche per provare a non farci strangolare in 4 anni di un governo, di un fantoccio che si è messo lì da solo. Anche in quel caso la democrazia se la so dimenticata. Ci hanno dato 2 presidenti del Consiglio senza che nessuno l'avesse mai votati. Quindi pensiamoci bene quando andiamo a votare, perché se il botto che faremo in Europa sarà ancora più grande, forse potremo andare da Renzi e dirgli: ma tu chi rappresenti? Ma se il 30% degli italiani ha votato il Movimento 5 Stelle, ma te chi rappresenti? E signori, 5 anni di Renzi non ce li possiamo permettere, cominciamo a cambiare e cambiamo col Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie Paola, grazie delle tue testimonianze e grazie della vostra grinta, perché veramente senza di voi il movimento sarebbe proprio nullo. Grazie alla partecipazione loro, alla partecipazione di tutti voi, il movimento cresce, abbiamo 500 liste, dobbiamo arrivare a 8.000 comuni, quindi datevi da fare, cittadini, attivatevi. Adesso vi presento la nostra candidata portavoce alla regione, che anche lei c'ha tanto. Scusami, la candidata, la nostra portavoce, vabbè, ormai siamo in vista delle elezioni, per cui e lei che cosa ci racconterà? Di tutto di più, perché lei è membro commissioni affari costituzionali, comunitari e internazionali, membro commissione agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, lavoro, insomma commissioni molto complicate. Quindi a lei la parola, grazie. Grazie Monica, grazie a chi mi ha preceduto. E grazie a chi sta qua con questa pioggia a sfidare il vento, il freddo, ma bisogna fare così, ragazzi, attiviamoci con l'elmetto però, perché la posta in gioco è veramente alta, come ha detto Paola, come ha detto Carla prima,
Veramente qua stiamo parlando anche di poteri forti. Adesso noi stiamo in procinto di lanciare il tour elettorale per queste elezioni europee ed anche amministrative, perché magari noi, essendo più o meno quasi tutti di Roma, non lo sappiamo, ma ci sono elezioni anche localmente in diversi comuni del Lazio. In parecchi si presenteranno anche delle liste a 5 Stelle a cui noi facciamo un grossissimo in bocca al lupo, naturalmente. Perché ricordiamoci sempre che il movimento è nato per iniziare a cambiare le cose dal basso, quindi dal locale. Quindi diciamo questi comuni devono avere tutto il nostro appoggio, perché è da lì che cambia tutto. Infatti, se abbiamo fatto caso anche nelle passate elezioni, quelli dell'anno scorso, che hanno visto trionfare veramente il Movimento 5 Stelle con delle cifre da capogiro sul piano nazionale, dall'altra parte sul piano regionale abbiamo visto delle cifre un tantino inferiori, e nei comuni poi, e nel comune di Roma anche, la cifra si è ulteriormente abbassata. Perché? Perché il clientelismo, perché diciamo la palude dove i politici crescono, magnano, si sviluppano e poi fanno il lancio verso gli altri livelli, è proprio il livello locale. Partono dai municipi, dai comuni, e il comune di Roma naturalmente è un livello un po' particolare. Se voi andate a vedere il sito del Consiglio regionale del Lazio, di cui io faccio parte insieme a 6 colleghi che saluto qui pubblicamente, con noi doveva esserci anche il collega Gianluca Perilli, che è stato richiamato a casa di corsa da un motivo personale, gli faccio tutti i miei auguri anche per questa cosa. Dicevo, se voi andate sul sito del Consiglio regionale del Lazio e andate a vedere chi lo compone, non sono altro che persone che facevano parte del Consiglio Comunale di Roma ed ex sindaci di località, anche località abbastanza grosse del Lazio. Per cui questo è fondamentale combattere fin dal livello locale. E adesso a elezioni tra i vari comuni che si muoveranno c'è ad esempio Civitavecchia, Ciampino, Guidonia, quindi parliamo di città, di cittadine vere e proprie, e dobbiamo comunque sostenerli. E laddove si presenteranno delle liste del Movimento 5 Stelle noi saremo presenti, ci saranno alcuni portavoce parlamentari, anche le ragazze che abbiamo sentito stasera e Roberta che parlerà presumo dopo di me. Ci saremo noi regionali e faremo una grande festa, perché non ci dobbiamo dimenticare che oltre all'impegno giornaliero che viene richiesto ai portavoce e all'impegno che possono dedicare anche tutti gli attivisti, i simpatizzanti, anche a fare il famoso passaparola di cui parliamo sempre, c'è anche un impegno elettorale a questo punto, e quindi ci dobbiamo tutti impegnare un attimino di più e cercare di fare questo passaparola in maniera davvero sistematica per cercare di avere maggiore incisività. Io che cosa vi posso raccontare dalla regione? Io vengo adesso stasera da una commissione abbastanza importante, erano 2 commissioni congiunte, bilancio e affari europei, e si parlava del programma per i fondi europei. Non so se lo sapete, ma ci sono dei fondi europei che sono molto consistenti, che sono accantonati sia per lo Stato che per le varie regioni. Alla regione Lazio in particolare spettano, una cifra da capogiro, 2 miliardi e 700 milioni di euro. Sono spalmati su 7 anni, ma sono soldi che sono dedicati alle progettualità di questa regione. Quindi sono dedicate alle aziende, ai cittadini, alle associazioni e alle amministrazioni locali che vogliono portare dei progetti che siano in linea con quelli dell'Unione Europea, quelli diciamo che l'Unione Europea ha voluto dedicare a questo settennato. E oggi c'era la programmazione di tutta questa linea dei fondi europei dedicati alla regione, e naturalmente la giunta regionale ha creduto bene di passare sopra quello che ci chiede l'Europa di fare, cioè la concertazione con tutte le parti sociali, e di portare avanti la sua linea, no? Come se fosse lei a dover decidere al posto nostro come devono essere adoperati questi fondi, a chi devono andare, eccetera. Quindi prego tutti voi di
controllare sempre molto bene quello che fanno i nostri amministratori, e in questo caso, per quanto riguarda i fondi europei, tenete d'occhio, mi raccomando, soprattutto il nostro caro presidente della regione Nicola Zingaretti, il suo vice Massimiliano Smeriglio, tutti gli assessori e tutti coloro i quali vogliono eventualmente scipparci di questa grossa potenzialità. Poi ultimamente vi racconto ancora questa brevissima cosa, poi lascio la parola a chi verrà dopo di me. Vi racconto che per esempio in Consiglio c'è stata una grossa vittoria della democrazia, ed è stata la presentazione di una proposta di legge referendaria, quindi dei cittadini, sul governo pubblico dell'acqua, e questo è fondamentale perché nel 2011 tutti noi ci siamo espressi a giugno in un referendum in cui abbiamo detto a gran voce, con grossi numeri, che l'acqua, come del resto altri beni comuni, debbono restare pubblici, quindi senza profitto, e questa era una proposta di legge regionale che andava a ribadire questo concetto affinché fosse accolto anche in sede regionale, e questa è la buona notizia. Questa proposta referendaria è la prima proposta referendaria che arriva in regione, viene discussa in Consiglio ed è stata approvata all'unanimità. Quindi questa è veramente una grossa conquista. E poi per tutto il resto, magari se volete seguirci anche nella diretta d'aula, i nostri interventi, che sono sempre molto interessanti perché vanno proprio a smontare quella che è, diciamo, la macchina della regione, che molti forse non sanno, però è importante perché per esempio la sanità si gioca tutta in regione, l'ambiente, molte delle competenze sono regionali, l'urbanistica eccetera. Quindi insomma vi prego, se potete, seguiteci nelle dirette d'aula, generalmente il mercoledì, tutto il giorno, su consiglio.regione.lazio.it. E poi se volete saperne di più sulla nostra attività, tutta la documentazione, gli atti che presentiamo, invece su www.lazio5stelle.it trovate tutto lì, e poi la nostra pagina Facebook. Io vi saluto tutti, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con il movimento. Ciao a tutti. Scusate, ma stavamo sentendo delle merde, qua si parla di merda, perché quando si parla delle istituzioni è tutta merda, quindi scusate. No. Invece un'altra testimonianza della Regione Lazio, anche lui diciamo c'ha parecchio da raccontarci, almeno per quanto riguarda la Commissione di Trasparenza. Sì. Allora, buonasera a tutti. Mi chiamo Gianluca Perilli, sono portavoce a Regione Lazio come Silvana. Io in realtà sarò molto breve perché ho mia figlia che ha un piccolo problema e devo andare in ospedale, ma niente di grave. In realtà io ho visto che si tende in questi incontri giustamente a informare i cittadini di quello che accade nelle istituzioni, ma è un resoconto, un bollettino di guerra. Quindi io immagino che voi non ne possiate più di sapere quello che non va, quello che non siano, ormai è una specie di elenco di malversazioni, di latrocini, di cattiva governo e di cattiva politica. Quindi adesso ultimamente voglio dire, forse anche perché mi rendo conto che è anche troppo dal nazionale al regionale assumere questo carico di frustrazione e di impotenza rispetto ai numeri che abbiamo, però io vorrei mandarvi questa sera un messaggio di ottimismo rispetto anche alle proposte che stiamo facendo, che trovano piano piano e faticosamente, non nel consesso politico in cui siamo chiamati a lavorare, ma nel consenso tra le persone, grazie a noi, all'informazione che riusciamo a dare, e che piano piano spingono come dei panzer all'interno del chiuso di queste classi politiche e arriveranno a segno. Noi siamo convinti. Adesso il primo obiettivo che ci siamo posti è quello dei vitalizi, cioè l'abolizione dei vitalizi. Un piccolo passo, però è una cosa importante, perché voglio dire, c'è un paese che sta andando a fondo, una regione che è già andata a fondo, questo lo dovete sapere perché è praticamente in fallimento da parecchi anni, con miliardi di euro di debiti che sono incolmabili, e quindi loro cercano di colmare con le tasse, quindi aumentando l'IRPEF regionale. Ebbene, questa abolizione di vitalizi delle passate legislature noi siamo sicuri che, battendo come una goccia cinese, come un martello, come voi vogliate, con tutta quanta la nostra forza, grazie alle persone, all'indignazione dell'opinione pubblica, non solo
dei movimentisti del Movimento 5 Stelle li toglieremo. E quando li toglieremo sarà la crepa sul muro che farà venire giù tutto. Quindi oltre che vincere noi dobbiamo cercare pure di... Io mi auguro, perché vedete, una cosa da tutti questi discorsi viene fuori, cioè il fatto che per poter cambiare le cose è importante sia avere un ruolo dell'opposizione, che è una cosa fondamentale, perché cambia le mentalità, cambia anche il modo di operare degli altri, perché adesso sanno che certe cose non le possono fare, ma hanno i numeri, quindi le cose che potranno cambiare veramente quando avremo il governo delle regioni e il governo sul nazionale. Però per fare questo dobbiamo sempre di più comunicare, informare, e penso che su questo le persone abbiano capito, avranno capito sul nazionale perché 4 miliardi di euro non dovessero andare alle banche, hanno capito le nostre grandi battaglie rispetto al discorso delle province, del fatto della TAV, cominciano a capire che ci leggiamo le leggi, che siamo lì, che siamo sul pezzo, che le controlliamo e tutto quanto. E quando succede questo, si accendono i riflettori, i politici, i potenti hanno paura. Questa è l'unica vera antidoto, è questo, cioè quello di accendere i riflettori su quello che fanno, e alla regione ne fanno di tutti i colori. Allora, siccome ciascuno ha raccontato un aneddoto che un po', diciamo così, rende un po' più viva l'attenzione, vi racconto questo brevissimo. Come voi sapete, noi non ci facciamo mancare niente, abbiamo i nostri arrestati regionali, ultimi freschi, di cui uno era direttore strapagato dell'Agenzia regionale per il territorio. Dice, vabbè, Zingaretti dirà, mannaggia, hanno arrestato questo, però io non c'entravo niente, questo l'avevano preso precedentemente, io non potevo fare, c'è il contratto ai dirigenti, sindacati, tante scuse, ma io non ci potevo fare niente. Vabbè, non è vero, però passi il fatto che poi dopo Zingaretti che cosa fa? Nomina un'altra persona, dice, adesso però ho nominato io, quindi questo c'è. Questo è stato condannato dalla Corte dei Conti, pure lui. Allora questo, stesso ruolo, cioè stesso ruolo. Allora questa però dovete sapere che questa persona era stata al vertice dell'ARPA, che è una società importante di monitoraggio e di controllo dell'ambiente, ed era stata rimossa perché non aveva raggiunto gli obiettivi, insomma non era riuscito a svolgere bene il lavoro per il quale era stato preposto. Bene, lui fa causa, la perde dal tribunale in primo grado, la regione che fa? Dice, no guarda, l'hai vinta, ma noi facciamo una transazione e ti diamo 500.000 euro perché l'hai vinta, cioè quindi, perché l'hai persa. Quindi aveva tutte le carte per poter andare avanti e vincere. La regione decide di fare una transazione di risarcirgli 500.000 euro. Questo con 500.000 euro ci salda la condanna, il condono per la Corte dei Conti che l'aveva condannato per danno erariale. Cioè questa è la politica. Allora comunicare una cosa del genere significa far capire che chi governa le scelte come le opera. Allora il discorso qual è? Se tu sali su un taxi pensi che quello che guidi sappia fare il suo lavoro, se sali su un aereo non penseresti mai che è un incapace, o almeno te lo auguri. Beh, non si capisce perché chi sta al vertice dell'amministrazione possa essere tranquillo il messaggio che sia un incompetente o uno che operi malversazioni. Questa è una cosa che è di buonsenso, perché quello che noi diciamo sempre è di buonsenso. E guardate che questa regione, ve l'ha detto anche Silvana, era una regione che pochi anni fa non aveva un debito così. Come si fa a ridurre un ente pubblico in questa maniera? Come si fa ad accumulare un debito di decine di miliardi di euro? Come si fa ad approfittarsi della salute delle persone? Come si fa a non gestire niente dai rifiuti, l'acqua con l'arsenico, la sanità al collasso, a gestire tutti i settori in questa maniera? Cioè, quindi hanno il coraggio evidentemente di negare, di dire non c'ero, di assumere i nostri temi, di dire noi siamo come voi. Questo è il caramellantismo della politica, nel senso di confondere, di far finta di niente, di essere un passante distratto in una strada in cui è avvenuto un omicidio. Questa è la... cioè io non c'entro niente, se quello è così, ecco. Quindi noi su questo però abbiamo capito che non è solo quello di contrastare questo sistema facendosi vedere attenti, ma anche con le proposte. Come vi dicevo, quelle però, i nostri interlocutori naturali siamo noi, siete voi, sono i cittadini. Quindi quando il patto su un tema è avvenuto tra i cittadini e coloro che in qualche modo sono i loro portavoce, il resto non ci interessa, perché sarà la forza delle ragioni di quello che noi sosteniamo a farsi strada. Ho parlato pure troppo e basta, quindi...
Grazie della tua testimonianza. E poi ricordatevi che il Movimento 5 Stelle, proprio perché non prende finanziamenti da nessuno, non ci abbiamo le mani legate, siamo liberi di fare quello che ci pare. Quindi nelle istituzioni, quando arrivano le porcate, le bocciamo, non ce ne può fregare. Le lobby che ci sono proprio veramente ci fanno un baffo. Signori, vi presento la nostra grande Robertina, un'altra nostra grande portavoce. Anche lei ho conosciuto ed era anche lei diceva: ma non lo so che faccio, mi avventuro. Tutti noi facciamo questo perché non siamo dei politici, siamo dei cittadini, per cui avventurarci, siamo mamme, abbiamo i bimbi piccoli. Insomma, è un impegno non da poco. E considerando pure che rinunciamo a tanti soldini, dovreste veramente dargli tanti baci in fronte a queste persone, veramente. La lascio parlare di tutto quello che c'è da dire, perché lei è membro degli affari costituzionali, per cui lei sta seguendo moltissimo tutto il discorso appunto delle riforme che ci toccano proprio nelle nostre istituzioni, quindi quello che stanno cercando di riformare ma che poi in realtà risorse non ne risparmieremo. Grazie. Grazie Monica, grazie a tutti voi stasera che siete venuti qua col freddo, con la pioggia, ma fa tanto calore avervi vicino e intorno a noi in questo momento. Io sono Roberta Lombardi, sono deputato del Movimento 5 Stelle, portavoce di voi cittadini, sono nella Commissione Affari Costituzionali che, come diceva Monica, è la commissione che si occupa delle famose riserve, buonanotte, riforme del nostro ordinamento costituzionale. Ora, io ho capito, stando dentro questa commissione, che quando un governo non sa dove mettere le mani nel paese perché è talmente tanto abbracciato dagli interessi delle lobby che hanno finanziato la campagna elettorale delle sue maggioranze variabili, perché ormai siamo in maggioranza d'assetto variabile, quando non ha la capacità di incidere nella vita reale dei cittadini, quindi nei loro diritti fondamentali, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto ad una pensione, il diritto ad un'assistenza se hai figli piccoli o anziani o persone diversamente abili all'interno della famiglia, persone con problematiche di salute, eccetera, eccetera. Quando non riesce a fare tutto questo perché non va a prendere i soldi là dove ci sono, perché sono i soldi degli amichetti loro, fa una gran caciara dicendo faccio le riforme costituzionali, così tengo occupata l'opinione pubblica quei 3, 4, 5 mesi, un anno, finché non mi sistemo le cosette mie, e faccio scena, faccio vedere che faccio tanto lavoro. Ed è quello che è avvenuto in questi mesi, perché di che abbiamo parlato in questi mesi? Fondamentalmente abbiamo parlato, siamo partiti dalla prima abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Per un periodo ce l'hanno menata solo con quello. Poi siamo andati di corsa, abbiamo fatto una derapata e ci siamo buttati sulla deroga della Costituzione, e per un altro periodo si è parlato solo del suo 138, st'articolo 138, e di qua, della Costituzione è vecchia, bisogna superarla, i nostri padri costituenti non sapevano che la nostra democrazia si sarebbe evoluta, manco pensavano che sarebbe arrivata a sta classe politica dei perecottari. Però insomma, per quanto lungimiranti e fantasiosi, non avevano pensato che potevamo arrivare così in basso come paese con questa classe dirigente. E poi che abbiamo fatto? Abbiamo avuto di nuovo il finanziamento pubblico, perché ogni tanto c'è un revival, quando non riesci a quagliare lo ritiri fuori, perché è per tutte le stagioni il finanziamento pubblico, cioè va sempre bene. Poi ci sono state le province alla Camera dei Deputati. Poi c'è stata la legge elettorale. Sta legge elettorale è stata il capo di stagione autunno-inverno più o meno di questa cosa, e anche su quella, però nessuno di questi provvedimenti che io vi ho citato finora è arrivato a meta, perché se arrivi a meta in un qualche modo comunque poi smetti di parlarne, e quindi che fai? Devi trovarti nuovi spunti. Magari dovresti anche fare qualcosa per i cittadini, occuparti, che ne so, del lavoro, queste cose così, no? Queste bazzeccole. Quindi sappiate che la mia commissione è quella che fa scena, fondamentalmente. Stiamo parlando in questi ultimi giorni
il finanziamento pubblico l'abbiamo accantonato perché hanno approvato finalmente da maggio, dal primo tweet di Letta che è stato il 12 maggio dicendo non vi preoccupate, abbiamo abolito il finanziamento pubblico, e così non è stato, perché alla fine quello pubblico diretto l'hanno abolito, ma sempre i soldi dei cittadini prenderanno per finanziarsi, che sia chiaro. Quindi quando vi diranno hanno abolito, sì, che ha fatto il governo Renzi? La prima cosa che ha fatto è abolito il finanziamento pubblico. No, è stata la bugia numero 1, l'abbiamo chiamata, perché il finanziamento pubblico diretto, cioè i partiti che si prendono direttamente i soldi dallo Stato, quindi dalle nostre tasse, è stato abolito, ma è stato introdotto quello indiretto. Vi ricordate quando abbiamo fatto il referendum nel 93 e abbiamo detto non ti diamo più soldi del finanziamento pubblico, e loro che hanno fatto? Hanno cambiato nome e l'hanno messi come rimborsi. Stavolta invece l'hanno dichiarato che ci hanno detto una palla per 20 anni, perché nel progetto di legge di cui vi sto parlando infatti c'era scritto abolizione del finanziamento pubblico, che abbiamo detto oh Tana, te sei dichiarato da solo, allora ci hai preso per culo tutti st'anni, l'hai detto nel titolo. A parte questo, stavo dicendo, hanno abolito quello diretto. Quello indiretto, cioè le detrazioni fiscali altissime di cui godranno i privati finanziatori, quindi le lobby che andranno dal partito e gli diranno io ti pago la campagna elettorale, ti pago gli appartamenti che c'hai, che magari c'hai in affitto, ti pago il personale che c'hai in queste tue mastodontiche strutture di partito, che spesso tra l'altro servono anche a sistemare quelli trombati alle varie elezioni, nel frattempo li parcheggi nelle strutture di partito. Per fare tutto questo quali soldi prenderanno se non i soldi della nostra fiscalità generale, quindi i soldi delle nostre tasse? Quelli. Quindi voi come lo chiamate? Finanziamento pubblico o lo chiamate, non lo so, Mariuccia la Frattuccia? Io lo chiamo finanziamento pubblico, francamente, indiretto, ma pur sempre i nostri soldi. Finito questo argomento, ci hanno, come dicevo, presentato per 2 mesi questa storia della legge elettorale. La legge elettorale che sembrava che appunto la legge elettorale che avevano proposto questo famoso Italicum dovesse essere questo strumento rivoluzionario che avrebbe garantito la governabilità del nostro paese. L'hanno praticamente hanno presentato un progetto di legge che presentava le stesse identiche criticità, gli stessi identici rilievi di incostituzionalità che la Corte Costituzionale neanche 15 giorni prima aveva ravvisato nel famoso Porcellum, che era la legge elettorale che avevamo prima della sentenza della Corte Costituzionale. E loro che hanno fatto? Hanno detto, siccome la Corte Costituzionale ci ha cassato questa legge per questi profili, noi fubbi che facciamo? Li rimettiamo pari pari nel nuovo, e quindi di nuovo liste bloccate, quindi non c'è la possibilità per i cittadini di eleggersi i loro rappresentanti, e di nuovo un premio di maggioranza abnorme, quindi che è molto superiore rispetto a quella che è la reale rappresentatività del partito nel paese. Che succede così? Che si creeranno di nuovo, a parte vabbè che fra 7-8 anni se mai dovesse passare questa legge elettorale, perché tanto già al Senato il PD stesso ha già detto che cercherà di cambiarla, perché poi ovviamente lì ci stanno, cioè quando tu parli col PD dovresti parlare con 20 persone diverse, delle 20 correnti diverse, poi fai una sommatoria, una media e dici forse ho capito qual è il PD pensiero su questa cosa, e non è detto, Se mai dovesse passare questa legge elettorale, avremo una legge elettorale a scadenza, perché sappiamo che fra 5, 6, 7 anni arriverà la Corte Costituzionale e dirà aridai, non avete capito, non si può fare premio di maggioranza abnorme, non si può fare liste bloccate, perché il cittadino deve poter scegliere il proprio rappresentante all'interno delle istituzioni. E però, per appunto, come dice la signora, le per 7 anni ci fottono. Vero signora? E nel frattempo si sono garantiti altri 7 anni di sopravvivenza, perché col giochino delle coalizioni e del premio di maggioranza assegnato alle coalizioni, loro sanno che con i loro partitini piccini riescono a superare le soglie che hanno dato, e quindi cercare di estromettere il Movimento 5 Stelle, che non si allea e non si alleerà con nessuno, dalle istituzioni.
Quindi anche questa è un'altra cosa che è stata fatta parzialmente, perché appunto c'è il passaggio al Senato e chissà che cosa succederà al Senato. Poi adesso c'è il capolavoro delle province. Come vi spiegava Paola, ma la situazione è anche peggio di come vi spiegava Paola, perché Paola poi non è in affari costituzionali e quindi tanti dettagli giustamente non li conosce, come io non conosco quelli della sua commissione. Perché per come è passato adesso il disegno di legge con la fiducia, e Renzi era quello, un'altra bugia, una delle tante che aveva detto no, io le fiducia no, assolutamente fiducia non ne chiederò perché tanto le mie larghe intese, la mia coalizione di qua, di là, di su, di giù. Vabbè, ma ormai tanto le palle volano alte praticamente, proprio Erbanfa lo chiameremmo a Roma, perché insomma sappiamo benissimo. Insomma, fatto sta che è passato questo disegno di legge su cui hanno messo la fiducia, perché è bello sapere che te fidi di quello che sta nel tuo stesso partito che non voterà quello che tu hai messo, e nello stesso territorio dove adesso c'è la provincia loro ci mettono la città metropolitana, la provincia residua, perché non tutti i comuni della vecchia provincia sono obbligati ad entrare nella città metropolitana, ma potranno decidere se farlo o meno. Quelli che non entreranno rimangono nella provincia. Quindi tu adesso hai la provincia di Roma, Roma diventerà città metropolitana, però se alcuni paesi comuni decideranno di non aderire, potranno staccarsi e rimarrà quindi città metropolitana Roma Capitale, provincia di Roma, e poi ai comuni è stata data la facoltà, se vogliono, di iniziare a consorziarsi tra di loro. Quindi dove adesso c'è una provincia, inutile, quello che vogliamo con determinate cose, cioè, avremo la città metropolitana, una nuova provincia di dimensioni diverse e forse anche qualche fusione, qualche unione di comune o qualche consorzio di comune. Cioè questa è la loro mentalità di riformare, capito? Le istituzioni, di venire incontro alle esigenze del cittadino, di venire incontro alle esigenze delle imprese. Questa è la loro logica, a fronte di quello che poi vi dicono, perché poi per ogni cosa che loro fanno o fanno parzialmente ci sono gli annunci, quelli mirabolanti, stiamo facendo questo, stiamo facendo quest'altro. Ieri che è successo? Dopo la fiducia è stato il solito tweet di Renzi, perché tanto ormai comunica via tweet, anche perché penso che più di 140 caratteri non riesca a esprimere insieme. Fatto sta che dice 3.000 poltrone tolte, sì, però come diceva giustamente Paola, peccato che ne ha messe 31.000, perché poi il loro modo di operare su tutto così. Ricordatevi che quando vi danno una notizia, quando leggete una notizia sui giornali, quando sentite una notizia ai assessori e consiglieri comunali vi dicono che hanno abolito il finanziamento pubblico ai partiti, non è vero, perché sempre dalle vostre tasche, dalle nostre tasche verranno a prendere i soldi. Hanno fatto la legge elettorale più figa del West, non è vero, perché tanto andate a prendere le informazioni sulle fonti che vedete che sono affidabili, che vi io lo so, la televisione, accendi il telegiornale e dici fammi vedere che è successo nel mondo, mentre io nel frattempo tiravo avanti la baracca. E dubitate anche di noi. Se io adesso vi sto raccontando queste cose, non è detto che io vi stia dicendo la verità. No, ve la sto di però, no, ve la sto di tutti. È faticoso, ma se noi non capovolgiamo il modo di concepire l'informazione in questo paese, non ci renderemo mai conto di andare all'interno delle istituzioni per riaffermare i nostri diritti. Questo sia chiarissimo a tutti voi. Io che dirvi? Vinciamo noi, quello è normale, vinciamo noi ragazzi. Vinciamo noi, mi raccomando, vi do un compito a casa. Per le europee, andate, prendete qualcuno che non è simpatizzante del Movimento 5 Stelle, che non vota, che non vota più da anni perché è dello schifato, come dargli torto, dalla politica. Qualcuno che vi dice quando l'ho sentito dal telegiornale, l'ho letto sul giornale, portatelo a uno delle nostre agorà, portategli il tablet davanti o il telefonino e fateli leggere altre informazioni, un computer. Ognuno di noi ha come compito a casa di convincere un'altra persona a smetterla di votare questi partiti. Smettetela di drogarvi ragazzi, basta. E vinciamo noi.
Grazie Roberta, è certo che vinciamo noi. Anzi, vi voglio ricordare che le europee sono delle elezioni che sono sempre state molto snobbate dagli italiani. Si considerano sempre come un qualcosa, vabbè, ma che ce frega, invece no. Cittadini, vi prego, andate a votare. Non posso vedere dei quorum del 35% alle elezioni europee. Lì si decide il futuro dell'Italia. Dovete partecipare, dovete andare a votare. Non vi permettete di non andare a votare, perché che cosa faremo? Che cosa faremo, Alessandra? Sculacciati a tutti, qua. Allora, grazie. Allora, adesso, scusate, noi abbiamo pochissimo tempo perché alle 9 ci cacciano, però adesso diciamo, diamo la voce ai cittadini, quindi questo è il momento vostro, quindi chi vuole venire qui, dire proprio 5 minuti però, di un qualcosa che ci tiene a venircelo a dire, noi l'ascoltiamo volentieri. Per il momento, come ti chiami? Io Letizia. Letizia. Mi conoscono tutti qua. Allora, io mi rivolgo soprattutto alle donne, perché noi donne possiamo fare moltissimo, molto, ma molto, ma molto. Quindi facciamo sentire la nostra voce, parliamo con tutti i cittadini, passiamo del tempo con i cittadini, parliamo, l'Italia è perduta se non facciamo sentire la nostra voce, siamo fottuti, mandiamo a fanculo a sta gente che ci prendono per il culo da 40 anni, basta con sta politica zozza. PD, ciao PD, mi sono disintossicato di te, vaffanculo, diciamolo, sveglia, sveglia, voi donne, agli uomini e ai mariti, smuoveteli. Grazie, lo so che qua è proprio lo sfogo, viene da dentro alle viscere proprio. Adesso ne abbiamo un'altra. Non devo Ti fare raccomando, uno sfogo. senza parolacce però. Va bene. No, io non devo dire parolacce. Allora no. No, io volevo fare un appello a tutto il popolo dei 5 Stelle. Io sono un attivista a favore di Stamina, non so se siete a conoscenza di cosa si tratta. Stiamo facendo un'operazione di sensibilizzazione delle persone, stiamo chiedendo aiuto a tutto il popolo del Movimento 5 Stelle perché noi vogliamo che venga fatta certezza, venga detta la verità sulla questione, perché le istituzioni ci stanno dicendo cose non vere. I rappresentanti delle istituzioni hanno fatto curare i loro parenti e adesso stanno abbandonando tutti gli altri, negando ogni coinvolgimento personale, negando documenti che esistono, negando l'evidenza, facendo finta che i documenti che noi abbiamo, che attestano i miglioramenti minimi, veramente minimi, nessuno è guarito, ma per un bambino non respirare attaccato a una macchina o respirare da solo vuol dire uscire di casa. Un bambino che non riesce a deglutire e che mangia con la PEG, che ha un buco nello stomaco, riuscire a deglutire e quindi riuscire a mangiare vuol dire togliergli il buco nello stomaco. Questi sono bambini che hanno bisogno di noi, sono i nostri figli, sono vittime dei vaccini, sono vittime della mala sanità, perché molti di loro sono stati rovinati al momento del parto, perché sono entrati in sofferenza, sono stati 4, 5, 6 minuti senza respirare e li hanno rovinati per sempre. E adesso il nostro sistema sanitario li sta abbandonando, perché il sistema sanitario fa più comodo avere un bambino malato che ha bisogno di macchinari per respirare, di macchinari per mangiare, perché lì è tutto un circolo che gira attorno al bambino malato e non hanno nessuna intenzione di aiutarci, stanno negando tutto. Noi abbiamo dei certificati, ma non un certificato, 2 certificati, 10 certificati. Noi abbiamo migliaia di pagine di certificati fatti non dai genitori che autocertificano, sono fatti da strutture pubbliche, da neurologi, da pediatri, da tutto il possibile di medici che sono coinvolti in queste patologie, che attestano sulla base di rilevazioni obiettive, cioè il bambino prima non respirava, adesso respira. Ho una macchina che mi dice che prima non respirava, adesso respira. Non sono io che lo vedo, è la macchina che me lo dice. Hanno gli elettroencefalogrammi che dicono che l'attività cerebrale è migliorata.
Bambini che prima non muovevano braccia, gambe e adesso muovono un dito. Che voi dite, e che sarà un dito? No, il dito al bambino gli cambia la qualità della vita. Quindi noi chiediamo aiuto a voi, stiamo cercando di sensibilizzare tutto il Movimento 5 Stelle. Ci sarà un meetup il mese prossimo, ancora la data non è decisa, e è sul Parlamento a 5 Stelle. Non ha la data, quindi se lo andate a cercare dovete andare alla fine, in fondo, è tipo il penultimo, l'ultimo. Noi vi chiediamo di partecipare, perché in questo meetup ci saranno i familiari dei bambini e ci saranno dei medici che ci diranno effettivamente se questi miglioramenti, cioè ci diranno. Noi vogliamo che venga fatta una commissione medica che accerti se questi bambini effettivamente sono migliorati oppure no. I malati hanno diritto di sapere se tutti questi documenti che i familiari dei pazienti, perché sono loro che lo dicono, non è Vannoni che lo dice, cioè Vannoni lo dice anche, però sono gli stessi familiari che dicono i nostri bambini sono migliorati e tutto il popolo dei malati crede a loro. E quindi vogliono certezza, vogliono che venga data una risposta su questo, non vogliono sapere se la legge è stata rispettata, se la legge non è stata rispettata e però Vannoni ha speculato. Al bambino che muore, alla madre e al padre, non gli interessa quello che ha fatto Vannoni, non interessa se Vannoni andrà in galera oppure no, loro interessa sapere se il metodo funziona oppure no. E i media sono tutti, non diciamo schierati perché magari è una parola brutta, una parolaccia, vogliamo dire che magari sono più favorevoli a dare aiuto alle nostre istituzioni, mettiamola così. E quindi c'è stata una conferenza stampa il 28 dicembre dove sono stati presentati questi documenti alla stampa. Qualcuno di voi ne ha avuto notizia? È stata oscurata dal comunicato della Lorenzin che diceva ho nominato la commissione, dove è stato nominato Ferrari, che poi è stato eliminato molto carinamente perché aveva detto andiamo a vedere i malati come stanno, perché lui era partito dai malati. È stato eliminato. Il nuovo comitato non ha più Ferrari. Perché? Perché si era espresso. Ma si era espresso di che? Aveva detto guardiamo i malati. Quindi io vi chiedo questo, aiutateci. Grazie della tua testimonianza. Io volevo solo in chiusura dire una cosa velocissima, che grazie anche ai ragazzi di Fanner, che vedete tutti i media qua, le cose sono loro. Grazie a loro hanno iniziato a fare le riprese in consiglio municipale, che sembra poca cosa, sicuramente rispetto all'argomento che avete appena sentito magari vale meno, però è una cosa importante per far entrare tutti nelle istituzioni, anzi credo che manderanno anche adesso un servizio su quello che è successo e quello che c'è stato. Ci siamo? In queste ultime settimane ci siamo occupati del sociale. Il 25 febbraio ci siamo recati al Municipio Ottavo per assistere alla seduta riguardante Piazza dei Navigatori. Ma con nostra sorpresa ci è stato proibito di effettuare riprese video. Onde evitare manipolazioni o cose simili, abbiamo ritenuto opportuno non permettere questa cosa, nulla di clandestino, anche perché la salute è pubblica. Parte dell'opposizione, nonostante avesse dato parere favorevole, ha richiesto che la ripresa fosse fatta nel rispetto delle regole del municipio, con la pubblicazione integrale della seduta. La presenza del privato che garantisca trasparenza ben venga, naturalmente si deve sposare con quelle che sono le regole di un'amministrazione pubblica. Totalmente disponibile sulla questione il Movimento 5 Stelle. Beh, il Movimento 5 Stelle è da sempre favorevole alle riprese di qualsiasi natura, non ci spaventano neanche i montaggi, tra l'altro siamo abituati a subirne, quindi uno più uno meno non ci avrebbe assolutamente messo con le spalle al muro. Anche lo stesso presidente del municipio, Catarci, ha ammesso la necessità di garantire la trasparenza anche tramite l'uso del mezzo audiovisivo. Politicamente noi siamo a favore di questa questione, è stato approvato un atto in consiglio, è stata data un'indicazione da parte della giunta al direttore. Il viso non ci dovrebbe stare una facoltà di dire sì o no, nel senso se uno ha un impegno pubblico dovrebbe essere lecito che chiunque ne faccia un uso corretto. Nonostante queste testimonianze, nella successiva ed infiammata seduta del 13 marzo, PD e Lista Civica Marino si sono opposti nuovamente, negando il diritto di cronaca. Il garante della privacy, da noi contattato, ci ha confermato l'impossibilità di essere bloccati nella ripresa durante le sedute del Consiglio Municipale.
Forti del sostegno del garante della privacy e presentando la richiesta protocollata 24 ore prima della seduta come voluto dal municipio, il 25 siamo riusciti a riprendere l'intera seduta. Gli stessi consiglieri si sono dimostrati soddisfatti di questa esperienza, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle. Finalmente arriviamo a rendere pubblico, visibile, quindi accessibile i lavori del Consiglio a tutti, all'esterno. Diciamo che è una battaglia che è quella per la legalità. Anche se per l'ennesima volta la questione Piazza dei Navigatori è stata messa da parte, siamo giunti all'obiettivo di poter riprendere le sedute, prassi che crediamo debba essere rispettata anche negli altri municipi di Roma e non solo, per permettere maggiore partecipazione dai cittadini alla vita politica. La serata la concludiamo ringraziando tutto il gruppo del Municipio 8 che con il loro lavoro, con i loro sacrifici, perché tutto quello che noi abbiamo fatto non è semplice. Sappiate che dietro c'è un gran lavoro di squadra. Il Movimento 5 Stelle si differenzia dagli altri proprio per questo grande lavoro di squadra. Ciascuno ha dato il suo contributo, ma insieme abbiamo fatto un grande evento e vi ringrazio a tutti voi. Grazie. Allora, a uno. No. È lei. Allora, mi chiamo Alberto Afflitto e ho partecipato all'organizzazione di questo evento e sono molto felice di come è andata. Grazie. Mi sono occupato di tutta la logistica e comunicazione su Facebook. grazie, sei stato grande. Ciao a tutti ragazzi, Paolo Pace, mi sono occupato di una serie di attività di coordinamento dell'evento, e di gestione della sicurezza e di un po' di altre cose. Diciamo quello che c'è da fare facciamo tutto. Grazie. Piacere Elia, ascoltavo le loro lamentele, punto. E poi c'è il grande Daniele che veramente ha coordinato il tutto, si è sacrificato tantissimo, ha detto che ci vuole lasciare, non vuole più lavorare. No. Ha fatto la battuta. Voglio fare una campagna elettorale a divertirmi, a fare un po' lo zingaro. E voglio dire una cosa, ragazzi, la rivoluzione è in atto, sta a voi. O la guardate dalla televisione o venite qua a darci una mano. Scegliete voi, dateci una mano su tutto, ma la rivoluzione è cominciata, democratica e pacifica. Venite a darci una mano che ci abbiamo bisogno su tutto e tutti possono dare una mano. Ragazzi, io sono dislessico, sbaglio le doppie, eppure eccole, ce l'avete davanti i risultati. Cacchiarola. Buonasera a tutti, io mi chiamo Claudio e sono tornato a vivere all'8° municipio solamente da un paio di mesi, dopo 8 anni che avevo vissuto al terzo. La prima cosa che mi è piaciuta è che stasera qui ho visto almeno 7-8 persone del mio gruppo ed è già una grande felicità perché Roberta Lombardi è del mio ex municipio, c'è Roberta, Capoccioni, c'erano Eugenio e c'erano altri. Il successo più grande di questa serata, oltre a avervi visti così tanti, è una signora che mi ha salutato adesso, che sta qui accanto e che ci ha conosciuti il sabato scorso davanti al mercato Ostiense, dove ci siamo preparati per questo evento. Eravamo in 4-5 a dare volantini, la signora si è avvicinata, gli abbiamo detto guardi, noi siamo alla Basilica di San Paolo, se viene ci fa felici. Ecco, questi... Ho detto io so dei vostri. E quindi per persone come me che stanno in questo movimento addirittura dal 2007, da quando facemmo il primo V-Day, il fatto che una signora sabato scorso ci ha conosciuti e che questa sera è venuta qui a sentire i nostri portavoce e tutto il gruppo che ha lavorato è il successo ed è il premio migliore. Grazie e mettetevi anche voi l'elmetto come facciamo noi e ci vediamo e vinciamo noi. Vinciamo noi sicuro, grazie a tutti della partecipazione, vi aspettiamo, vi raccomando alle europee, per favore a ciascun cittadino che conoscete dite dovete andare a votare. Che mi dicevi? No, volevo ricordare soltanto che per chi volesse cominciare a partecipare, a dedicare un po' del proprio tempo, noi ci vediamo per una riunione accoglienza il 9 di aprile, giusto? Mercoledì alle 18 o 17 probabilmente, tra le 17 e le 18 a Largo Loria. Quindi se volete partecipare abbiamo lì volantini per ricordare l'evento e venite, aiutateci. Ciao.
Grazie. Ora giusto alla chiusura c'è il nostro rumeno che ci vuole dire qualcosa. Io faccio un appello verso tutti gli emigrati d'Italia, soprattutto quelli col diritto di voto, di scendere in piazza, di uscire dal buio, votare il Movimento 5 Stelle. Vinciamo noi! Forza! Grazie, grazie a tutti, grazie veramente di cuore, grazie.